Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Inizia praticamente qui una lunghissima maratona elettorale per le amministrative del 2023, le amministrative di cui parleremo fino a tarda notte oggi, ma andremo avanti da qui ad oltranza per darvi conto di tutto quello che succederà alla chiusura delle urne che sono previste che è prevista per le 15. Ovviamente avremo i collegamenti con i nostri inviati anche sui dati dell'affluenza prima della chiusura delle urne. Avremo poi una parte con grosse interviste perché allunghiamo il Focus TG. Avremo il professor Mario Bertolissi, avremo il professor Massimo Cacciari, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, perché parleremo anche e soprattutto oggi della festa degli alpini. Ieri per Media Nord-Est dei dati strepitosi. Intanto vediamo le immagini delle penne nere su tutte le nostre reti, Antenna 3, Rete Veneta e Tele 4 a Trieste. Abbiamo dato conto di quello che è accaduto ieri con 500.000 persone a Udine, una festa meravigliosa, con tutte le penne nere nello sfilamento, ore e ore di diretta. Vedete in queste immagini il palco delle istituzioni con il presidente Fedriga e il presidente Zaia. Tutto si è svolto a Udine nel migliore dei modi, ovviamente sotto una pioggia battente che ha caratterizzato tutta questa 3 giorni degli alpini in Friuli Venezia Giulia. I dati delle nostre reti sono straordinari. Abbiamo avuto incollati sui nostri teleschermi 1 milione di spettatori dall'inizio alla fine della dunata. Abbiamo dello sfilamento in particolare che è partito alla mattina, all'alba, e si è concluso alle 20, oltre le 20, con il passaggio della stecca, cioè passaggio delle consegne tra Udine e Vicenza, che nel 2024 ospiterà le penne nere. Rivediamo quello che è successo ieri. Abbiamo avuto migliaia di messaggi dei nostri telespettatori sulle reti di Media Nord-Est. È stata una sfilata che ha concluso questa 94esima dunata nazionale e c'è stata un'emozione, una festa proprio in tutte le vie della città, e tra i presenti c'era anche il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Vediamo. Le sezioni dei nostri cavalieri di Vittorio Veneto, con il suo Presidente, con l'orgoglio di portare per ritto il sigillo sul quale spiccano le onorevoli medaglie, con il Consiglio in sede al solenne come fosse il pezzo di un reparto d'artiglieria da montagna. La Marca Alpina che sfila a Udine è uno dei momenti più emozionanti della grande festa delle penne nere, nella domenica che chiude la 94esima adunata nazionale. La pioggia non può certo fermare lo spirito di una giornata come sempre indimenticabile, raccontata minuto dopo minuto nella nostra diretta non stop. Alpini, la più bella famiglia, lo striscione che alle 9 del mattino aveva aperto la marcia, dietro quello della Commissione Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia per il rispetto delle donne e contro la violenza di genere. È un tripudio di cappelli alpini e labari quello che sfila lungo il percorso sotto gli occhi della Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio arriva poco prima dell'inizio del corteo, emozionata e sorridente nel percorso che la porta al palco d'onore. Il fatto che qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo, per ricordare quali siano le loro radici, è la cosa più preziosa che abbiamo. Guardi, oggi è la festa della mamma,
ma noi abbiamo sempre un'altra mamma dopo la nostra, che è la patria. Senza questo legame non c'è niente che possiamo fare, e quindi venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima, anche per tutto il resto. E non si sottrae al richiamo costante dell'ANA sul tema del ripristino della leva. Sicuramente un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l'approccio giusto, dice Meloni. E il presidente del Senato Ignazio La Russa, anch'egli sul palco di Udine, va oltre sul tema della mininaia. L'addestramento in 3 settimane, dice, non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il CAR preparava la base di addestramento dei militari, allora potrebbe esserci una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate. Vuol dire nervesa della battaglia, vuol dire la tradotta che parte da Torino a Milano, non si ferma più, ma la va diretta al piave, cimitero della gioventù. Il tema della sicurezza dopo Rimini era cruciale per questa edizione numero 94. È stato il cavallo di battaglia, perché noi abbiamo detto da subito, ma anche grazie alle forze dell'ordine, grazie alla questura, grazie alla prefettura, è stata una sinergia di squadra, quella appunto di far sì che la sicurezza sia la prioritaria. Pertanto abbiamo sì faticato, ma penso che i risultati possano essere venuti. La festa, la tradizione e la gioia dello stare insieme, e adesso si guarda già a Vicenza 2024 con la Dunata Nazionale che ritornerà nel cuore del Veneto. Nata là dove Sile e Cagnan s'accompagna con la sua banda di Maser che ha festeggiato Servizio di Nicola Zanetti. Ovviamente torneremo ancora con altri servizi sugli alpini, ma torniamo alla cronaca perché ci sono altre tende oltre a quelle delle penne nere, ci sono quelle degli studenti, e Chiara Gaiani è andata all'Università di Padova a vedere come sta andando la protesta che prosegue. Vediamo. A te la linea, Chiara. Buongiorno da Padova, ci troviamo qui con Domenico Amico che è coordinatore dell'UDU. Gli studenti universitari in protesta contro il caro affitti sono arrivati alla quinta notte, una protesta che sta andando avanti. Avete ricevuto visite eccellenti, ma da qua non vi schiodate, continuate a protestare, Domenico? Sì, pensiamo appunto di continuare, nonostante abbiamo avuto 3 diverse interlocuzioni con 3 soggetti, rispettivamente l'amministrazione col sindaco, l'università. Faccio vedere questo titolo e poi il ladro. Dell'ESU. Il nostro obiettivo era fin dall'inizio poter avere un incontro con la regione, con l'assessorato all'istruzione, ma anche col presidente della regione, che in questi ultimi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni a nostro favore. Sta di fatto che ancora non abbiamo avuto alcun tipo di interlocuzione con la regione. Ecco, nel frattempo c'è stato, diciamo, un'idea che state mettendo a punto con il comune, Domenico, che è quella della creazione di uno sportello antitruffa, perché questa è una piaga nella piaga. Oltre ad avere affitti molto cari, anche tanti studenti vengono truffati. Sì, esattamente. Parto dicendo semplicemente che in 5 giorni abbiamo avuto l'occasione di poter portare avanti tantissimi temi. Siamo partiti dal caro affitti, dal denunciare il costo troppo elevato degli affitti, per poi arrivare a diversi punti. Con l'ESO abbiamo parlato delle mense gratuite, in quanto non abbiamo i soldi non solo per gli affitti ma per la vita universitaria in generale. E proprio c'è la Tiziana, aspetta, però non posso adesso perché non possiamo interrompere. Dille che la devo rimandare più avanti, non possiamo adesso. Delle soluzioni per arrivare a settembre. Dille se può tra un quarto d'ora, ma adesso non posso, che nella cronaca non posso buttare dentro Belluno, non posso. E vengono tempestati da annunci falsi, da contratti in nero, da contratti che non sono a norma della locazione turistica. E l'idea è appunto quella di creare un punto in cui gli studenti universitari sanno di poter andare, poter consultarsi, poter capire se effettivamente quel contratto sia a norma o se quell'annuncio sia effettivamente vero. Insomma, nasce dalla necessità che troppi studenti universitari subiscono truffe nei mesi di settembre-ottobre. Ecco, nel frattempo si prepara il pagamento della terza rata. Quanto dovrai versare, Domenico? Beh, per la terza rata io dovrò versare circa 1.000 euro. Per
per varie condizioni, dovute all'ISPE, dovute all'ISEE, per un totale quasi anno di 2.000 euro. Dovuto sicuramente a criteri anche economici e familiari, ma come dire, penso che la vita universitaria costa sempre di più e oggi non solo devo pagare le spese per le prossime settimane, in più mi devo ritrovare anche a dover pagare l'università. Ecco, questo è sicuramente un argomento di cui continueremo a parlare, continueremo a discutere. Ringraziamo Domenico Amico per la sua disponibilità e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gaiani, quindi tende diverse in situazioni diverse, no? Quelle degli alpini e quelle degli studenti accampati. Ieri Giorgia Meloni a Udine ha detto che vorrebbe ripristinare la mininaia. Ecco, tanti ragazzi forse troverebbero anche la forza per andare avanti in maniera più energica dopo un mezzo servizio militare, perché il servizio militare abitua appunto ai disagi, alle difficoltà e ci aiuta a irrobustirci, ecco, diciamo così. Allora purtroppo non c'è fisico che tenga rispetto ai ladri. Vediamo intanto un fatto gravissimo avvenuto poco fa nel centro di Treviso, sulla prima pagina del Gazzettino. Vediamo questo titolo: violenta rapina da Foot Locker, accaduto in via Calmaggiore, a Treviso. Banditi seminano il panico nel negozio, commessi picchiati e fuga con un bottino di scarpe. Il testimone: c'era il ragazzo con il ghiaccio in testa. Questo è il titolo del Gazzettino. Vi daremo senz'altro poi gli aggiornamenti e i servizi dei nostri giornalisti. Intanto vi dicevo, rapina nella notte a Godega di Sant'Urbano, dove dei delinquenti si sono introdotti in una casa e hanno aggredito il proprietario 83enne. Racconto drammatico della moglie, lo abbiamo raccolto in questo servizio. Lo hanno colpito con la torcia, non era più in grado di parlare. È successo che i ladri sono entrati su questa porta qua e sono entrati, lui è uscito per vedere cosa era successo, l'hanno detto o i soldi o oro. O denaro o gioielli, nessun'altra alternativa è stata contemplata dai due delinquenti che nella notte si sono introdotti in questa casa di via Borchia a Godega di Sant'Urbano, aggredendo con la torcia il proprietario Giovanni Toffoli, 83 anni, per poi darsi alla fuga a mani vuote. Toffoli stava dormendo accanto alla moglie Pierina quando entrambi hanno sentito dei rumori sospetti. Sono circa le 3:30. Io ho sentito una porta che si muoveva, ma pensavo che fosse stata la gattina che ho in casa, ma la gattina era là con me. Mio marito ha sentito anche lui e è andato a vedere, ma ha visto su per le scale che era una torcia. Sì. E allora lui ha telefonato subito ai carabinieri. Pochi istanti e l'anziano se li ritrova faccia a faccia sulle scale e qui i malviventi, vedendosi scoperti, non hanno alcuna pietà. L'hanno colpito qua con la pila. E lui si vede che è andato, la pressione è andata alta e lui non parla, no. Adesso è in ospedale. Mi ha detto che stava male. Io l'ho messo nel divano e là ha perso la parola. L'83enne viene portato in ospedale a Conegliano mentre i carabinieri iniziano subito le indagini. Si cercano almeno 2 uomini. La zona in passato è già stata nel mirino, come racconta questa vicina di casa. Ci sono stati ladri anche a casa mia, anni fa. Stavamo dormendo e ci siamo trovati la mattina la porta aperta. Le cose che mancavano, purtroppo soldi e oro. E potrebbe essere di origine dolosa l'incendio che questa notte ha distrutto un market cinese a Preganziol, nella zona del Lando. Si è rischiato di vedere le fiamme propagarsi a strutture vicine. Fortunatamente non è andata così e la conta dei danni è in corso.
L'esplosione e poi le fiamme. Dopo una notte di paura e mobilitazione non resta più nulla del Primarket, il grande magazzino cinese nell'area del Lando di Preganziol, solo macerie e tanti focolai da domare. Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata. Dobbiamo spegnere gli ultimi focolai all'interno ed è un po' problematico appunto perché il tetto è pericolante e quindi sì, dobbiamo andare un attimo con calma. L'allarme scatta l'1 di notte quando sul posto arrivano squadre di vigili del fuoco da Treviso, Castelfranco, Mestre e Asolo con 3 autopompe, 4 autobotti, 2 autoscale, un carro aria, 30 gli uomini al lavoro. Il rogo esteso riguarda articoli di abbigliamento, casalinghi, elettrodomestici. Tanti residenti dell'area vengono tirati giù dal letto. A stanotte abbiamo visto fumo e una fiamma così alta che non era da spendere perché guarda, era una roba incredibile. Un po' impossibile. Questa notte ho visto delle fiamme che molto elevate anche perché c'era una luce fortissima. Stamattina esco e vedo appunto che c'era la fuligine sulla macchina e poi ci siamo resi conto che effettivamente c'era stato un forte incendio. L'odore è acre, sul posto anche l'ARPAV per i rilievi, ma una volta domato il grosso delle fiamme, dalla gestione dell'emergenza si passa all'attività di indagine con i carabinieri che continuerà anche nelle prossime ore. Una volta spenti tutti i focolai verranno fatte tutte le indagini del caso. Al momento non si esclude nessuna pista, a partire da quella dolosa, troppi depositi di merce andati in fiamme nell'ultimo periodo. Il sospetto è forte tra residenti e chi frequenta la zona. Danni? Sarebbe tutto qua. E chi ha fatto i danni? Perché non è vabbè così, perché mie robe vedo come che sei. Mie robe vedo come che sei qua, perché sono un piccolo impresario e so come che sei robe. Non è un cortocircuito, oggi gli impianti sono super sicuri. Impossibile che ci sia un cortocircuito. Le protezioni scattano automaticamente e poi chissà perché fatalità sempre alle 2 di notte. Questo è da porsi una domanda, per me è doloso, come lo sono tutti quanti gli altri. Ma la pista del dolo porta anche da un'altra parte, quella delle baby gang. C'è chi conferma come nell'area ci siano ragazzini in azione da tempo. E siccome venivano sopra il tetto, perché hanno sforzato le scale di ferro, quindi siccome venivano sopra il tetto, quindi non vorrei mai che fossero stati loro. Non solo, il vicino ristorante cinese sarebbe stato oggetto di minacce e ingiurie scritte con lo spray sono ancora visibili. Io ho sentito, ma anche minacciato è nato la casa perché lui sta lavorando adesso e in questo momento non possiamo dargli risposte. Insomma, un incendio tutto da chiarire. Lo stesso sindaco si è recato sul posto e resta in attesa di evidenze. Vista la situazione è doveroso non escludere nessuna pista, nessuna via, quindi insomma confidiamo davvero che le indagini vadano a fondo per arrivare a capire, se possibile, che cosa è successo in queste circostanze. Servizio di Christian Arboit, adesso sentiamo altre voci perché un incendio di vaste proporzioni è stato, ha divorato l'edificio ma anche i negozi e gli uffici attigui. Sentiamo anche cosa dicono i proprietari. Io sono stato allertato circa all'1:30 che appunto la signora del bar mi ha chiamato dicendo che stava andando tutto a fuoco. Io logicamente sono corso qua e non ho fatto altro che appurare che le fiamme erano alte, gli operatori di Vigili del Fuoco erano moltissimi. Adesso appunto stiamo aspettando il funzionario dei Vigili del Fuoco che dia un responso su cosa, come dobbiamo comportarci, che cosa possiamo fare. Adesso vedremo appunto come fare, perché ripeto non ho la più pallida idea di come si debba agire in certi casi. Sono preoccupati e smarriti i titolari delle attività adiacenti al Primarket. Lo stabile è lo stesso, fumo e fuligine hanno ricoperto scaffali e merce in esposizione. Bisogna capire se i problemi di staticità della copertura riguardano anche la loro parte. Oltre alla toilettatura di Nicola Cerolina ci sono il bar Infinity, un'erboristeria, un negozio di vaporizzatori e un ufficio. Credo che danni ce ne siano, non so. Che ufficio si tratta? Il mio è un ufficio qua sopra, un ufficio commerciale, comunque vabbè, ora controlliamo tutto.
Al primo piano dello stabile anche l'impresa di Paola Mema, la cui apertura era imminente. I mobili, ci spiega, erano nuovi di zecca. Stavo aprendo un'attività di corsi per le unghie e ancora dovevo aprirla, quindi diciamo che a giugno sarebbe dovuto essere operativo, però a questo punto sì, non si sa come prosegue la situazione, quindi ancora non ho fatto in tempo a iniziare. Ancora non aveva aperto, avevamo appena finito di fare i lavori e niente, adesso bisogna capire se c'è tutto da buttare oppure si può recuperare qualcosa. La proprietà dell'immobile resta in attesa di rilievi congiunti di carabinieri e vigili del fuoco. I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Nelle prossime ore dovranno muoversi necessariamente anche le assicurazioni. Andrea Basso e Renato Capoia questa mattina in regia. Andiamo a Padova, dove c'è stato un altro incendio, è andato in fiamme un appartamento di studenti che poteva avere conseguenze tragiche. Un pentolino lasciato sul fuoco, una prima esplosione, il risveglio e le fiamme. Quella che è stata una disavventura poteva essere una tragedia in via Palestro a Padova domenica mattina alle 4. Fuoco in un appartamento abitato da 4 studenti stranieri. Forse una pentola dimenticata sui fornelli ad innescare il rogo, su cui stanno ancora indagando i vigili del fuoco. Ad accorgersene subito Mustafa Koli, 28enne del Gambia, che ha prontamente svegliato i coinquilini. Subito si sono messi all'opera per spegnere le fiamme, accorgendosi che l'incendio partiva proprio dal fornello. Il 28enne si è lanciato tra le fiamme e ha chiuso la valvola del gas, evitando tragiche conseguenze. In pochi secondi le fiamme si sono placate, scongiurando esiti peggiori. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno definitivamente spento il rogo e messo in sicurezza l'appartamento. In regia ancora Andrea Basso, Francesca Pezzo, e andiamo avanti con la cronaca, perché è ancora molto vivo lo shock per l'omicidio del 17enne di Varago di Macerata, un ragazzo ucciso da un coetaneo a coltellate, ed è un periodo tremendo per la Marche trevigiana, ma non soltanto, anche per altre province dove c'è disagio, dove c'è violenza, dove noi non facciamo altro che registrare risse, aggressioni, omicidi anche tra giovanissimi. Sentiamo cosa ha detto al riguardo il direttore dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, che parla di una situazione allarmante dovuta anche proprio ai colpi della pandemia. I dati Istat dal 1991 al 2020 fanno vedere che dal 1991 avevamo in Italia 1916 omicidi e siamo arrivati a 289. Il Veneto è tra le regioni d'Italia, insieme alla Basilicata, che hanno il minor numero di omicidi. È chiaro che c'è stato il Covid. Il Covid ha sostanzialmente cambiato il nostro umore, il nostro modo di essere, il nostro modo di esistere. Ha sparigliato le carte in tavola l'emergenza pandemica, aumentando le solitudini e gli episodi di aggressività. Francesco Benazzi, da direttore generale dell'ULSS 2, cerca di dare un'interpretazione, non certo una giustificazione, ai fatti di sangue che negli ultimi giorni hanno interessato la Marca. Prima il duplice omicidio di Paese in casa Pestrina, poi il delitto di Fener con vittima un trevigiano, Antonio Costa, infine l'uccisione del 17enne Aymen a Varago di Macerata. Tanto troppo dolore e tanti troppi interrogativi. Siamo stati rinchiusi, isolati, e questo ha fatto aumentare l'ansia, ha fatto aumentare la conflittualità e ha fatto soprattutto aumentare le teorie complottistiche, che ci sia qualcuno che ci vuole male. Siamo stati isolati, per cui spesso e volentieri questa aggressività associata a questo pensiero complottista ha portato a reazioni violente. Le abbiamo viste negli ospedali e le stiamo vivendo soprattutto a livello anche di adulti, dove la persona isolata vive da sola, ha perso magari il lavoro, deve trovare il lavoro eccetera, e quindi ha questa aggressività e la manifesta, ovviamente coinvolgendo altri e ritenendo che altri siano colpevoli del suo stato di salute. Quindi questo è un primo punto. L'altro punto sono i giovani isolati, abituati a stare solo al computer. Nel momento in cui si trovano di fronte a un coetaneo e devono parlare, devono discutere, devono dialogare, non sono più abituati e scatta l'aggressività e di conseguenza la violenza. Da qui la necessità di implementare la rete della salute mentale con l'ULSS 2, che sta correndo
correndo ai ripari dopo che il TAR ha sospeso il mega concorso per una quarantina di psicologi. Non sono arrivati perché il TAR ha deciso che deve essere rifatto il concorso. Allora, in accordo con la Regione, abbiamo deciso intanto di assumere i psicologi a tempo determinato, in modo tale da, come dire, sopperire a queste difficoltà che siamo tutti consapevoli esistono. E questo è già un passo in avanti, stiamo già procedendo con le assunzioni proprio per dare almeno delle risposte. Sono 3 filoni: SERD, la psichiatria e poi ovviamente i minori. Questi sono i 3 filoni importanti e su questi andremo ovviamente a lavorare. E il più delle volte c'è sempre di mezzo la droga, la consegna degli stupefacenti. Tornato in carcere uno spacciatore tunisino che è stato accusato anche di aver abusato di una minorenne. Siamo a Padova. Continuava a spacciare nonostante fosse sottoposto al divieto di tornare nella provincia di Padova. Torna in carcere il pusher tunisino già arrestato dalla squadra mobile di Padova lo scorso 1° maggio, indagato anche per violenza sessuale nei confronti di una 14enne a cui aveva venduto la droga. In quell'occasione, durante la perquisizione in casa, i poliziotti avevano trovato nella sua abitazione 12 dosi di cocaina e dell'hashish. Gli agenti hanno controllato i suoi movimenti in queste settimane e lo hanno visto tornare più volte nell'abitazione e poi spacciare. Un cliente fermato dai poliziotti ha raccontato che si era rifornito da lui almeno altre 3 volte in questi ultimi 10 giorni. La procura ha disposto così la detenzione in carcere. Nei confronti del tunisino verranno pure avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale. Fine settimana di controlli dei carabinieri nelle strade e nei locali dell'Alta Padovana. Vediamo il bilancio di queste operazioni. Sono 120 le persone controllate dai carabinieri della compagnia di Cittadella in collaborazione con la squadra intervento del 4° Battaglione Veneto nello scorso fine settimana, nel corso di un servizio mirato al contrasto degli eccessi della movida, soprattutto tra i giovani. Fermati anche una 50ina di veicoli. I militari sono entrati in una dozzina di locali accompagnati dai colleghi del Nasti Padova, che hanno verificato le condizioni igienico-sanitarie e la genuinità dei prodotti somministrati. E sta meglio il bambino di 3 anni che ha rischiato di soffocarsi mentre usciva da scuola a Conselve. A salvarlo la maestra e un infermiere che gli hanno praticato la manovra di Heimlich. Aveva inghiottito una caramella. Vediamo. È fuori pericolo, ricoverato all'ospedale di Schiavonia, il bambino di 3 anni che ieri ha rischiato di morire soffocato per colpa di una caramella. La tragedia sfiorata fuori dalla scuola di Conselve. Il piccolo stava correndo verso la mamma quando all'improvviso la caramella è andata di traverso. Una scena vista da una maestra che ha iniziato subito le prime manovre di soccorso. Per fortuna sul posto c'era anche un infermiere soccorritore del servizio di ambulanze pronto Conselve che era andato a prendere a scuola la figlia. Vidi il bambino tra le braccia di una docente che iniziava le manovre di Heimlich. Preso il bambino tra le braccia, le ho portate a termine con le percussioni dorsali, dislocando quindi quel corpo estraneo che era una caramella che il bambino aveva malamente ingerito. Ancora una volta la manovra di Heimlich fatta tempestivamente è stata fondamentale per salvare una vita. Qualsiasi corso di primo soccorso possiamo apprendere quelle piccole manovre che diventano poi fondamentali come questa nel disostruire le vie aeree, in questo caso di un bambino piccolo, dove andiamo a percuotere tra le scapole con un'azione decisa dal basso verso l'alto, lateralmente al collo, più volte per appunto esercitare questa compressione per espellere il corpo estraneo dalle vie aeree del bambino. Manovre semplici che possiamo acquisire in corsi di primo soccorso come la rianimazione cardiopolmonare. Sensibilizzare fin da piccoli ad apprendere queste tecniche è importante, per questo negli ultimi anni sono aumentati i corsi di primo soccorso che vengono fatti a scuola. Dovrebbe essere questo un patrimonio che appartiene a ciascuno di noi, già nella fase scolastica, formativa, educativa, che parte fin dagli 8 anni fino all'età maggiore, e questo come ricchezza personale nel saper quindi approcciare e affrontare una qualsiasi situazione tempo dipendente. Qualsiasi mezzo d'emergenza, per quanto prontamente disponibile, non potrà mai essere in un luogo ed esercitare queste manovre se non già presente in pochissimi minuti. E parte oggi alle 15 il nostro speciale elezioni, andremo avanti fino a notte tarda per darvi tutti i risultati, vincitori, vinti, collegamenti con i nostri inviati là dove si è votato. Ovviamente tutti gli occhi sono su Vicenza e su Treviso, ma ci sono tanti comuni importanti in cui questo voto può dare
un significato politico non soltanto locale ma nazionale. Sono 543.000 gli aventi diritto al voto, chiamati a rinnovare 49 amministrazioni comunali in Veneto. Questi numeri principali di una tornata elettorale che vede a Treviso e Vicenza le sfide principali. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura, mentre l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica. Vediamo le immagini intanto. Si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio. Ah, non ci sono immagini, ma erano previste. Vabbè. Immagini, votazioni. L'eventualità riguarda, oltre a Vicenza e Treviso, San Donato di Piave e Martellago nel Veneziano, Piove di Sacco in provincia di Padova, Villafranca di Verona, Bussolengo e Sona nel Veronese, Adria in Polesina, Vedelago nella Marca trevigiana. In diversi casi lo sfidante è il quorum, fissato recentemente al 40%. Nel Bellunese tutti e 4 i comuni al voto vedono un solo candidato sindaco in lizza: Canale d'Agordo, Cencenighe, Sospirolo, Pieve di Cadore. E poi daremo ovviamente i dati dell'affluenza alle urne, e infatti adesso vediamo il servizio sull'affluenza della nostra redazione di Padova. 10 comuni al voto, 23 candidati sindaco, 67.000 padovani chiamati alle urne. Si chiuderanno alle 15 i seggi elettorali delle amministrative 2023 con un dato che balza subito all'occhio: il crollo dell'affluenza, che ha fatto registrare un 15% in meno fino a ieri rispetto a 5 anni fa, quando in realtà si votava in un'unica giornata. Per la provincia di Padova il dato registrato alla chiusura dei seggi alle 23 di ieri si ferma al 44,8% complessivo, con il piccolo record di Casalserugo che raggiunge il 56,1%, tallonato da Villanova di Camposampiero che sfiora il 50%, e il dato negativo di Codevigo fermo al 36,6%. A sorridere per ora sono gli abitanti di Galzignano Terme, dove si presentava un'unica lista elettorale con candidato sindaco Riccardo Masin, il primo cittadino uscente. Qui la registrazione dell'affluenza delle 19 ha registrato il 40,1% dei votanti, arrivando alle 23 al 47%, superando così il quorum del 40% necessario per evitare il commissariamento. In attesa dello scrutinio, Masin si avvia quindi verso la riconferma. Tra gli altri comuni, occhi puntati su Piove di Sacco, unico municipio della tornata con oltre 15.000 abitanti e 2 candidati alla poltrona di sindaco. Tra gli altri comuni al voto, Mestrino e Maserà di Padova, popolosi municipi della cintura urbana. 1.700 gli abitanti di Megliadino San Vitale, il comune più piccolo di questa tornata amministrativa. Adesso andiamo a Vicenza in diretta, dove ci aggiorna sui dati dell'affluenza Luisa Bertini. A te, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella redazione di Vicenza. Vicenza, grande protagonista per questa tornata elettorale per le amministrative. Ovviamente si sono riaperte le urne alle 7, si potrà votare fino alle ore 15 e poi si apriranno le operazioni di spoglio. Nel caso in cui nessuno riuscisse ad ottenere la maggioranza dei voti al primo turno, si andrà poi al ballottaggio il 28 e il 29 maggio. 7 i nomi in corsa per la città di Vicenza, 15 le liste e ben 453 candidati consiglieri, questi per avere qualche numero. Per quanto riguarda l'affluenza, visto che è l'unico dato di cui disponiamo al momento, affluenza alle 23 di ieri, complessivamente nei 10 comuni al voto del Vicentino era del 44,02%. A Vicenza ha votato il 43,69% degli elettori, che corrisponde numericamente a 38.800 e più votanti sui circa 88.000 aventi diritto.
Per quanto riguarda gli altri comuni interessati al voto in provincia, la miglior risposta in termini di voto è stata a Chiampo, che ha raggiunto ieri, sempre il dato delle 23, il 51,64%, a seguire 9 con il 51,08%, fanalino di coda Enego con il 32,71%, ma vado anche agli altri comuni. Quinto Vicentino con il 46,67%, Bolzano Vicentino con il 55,55%, Barbarano Mossano con il 43,33%, Castelgomberto al 42%, Rossano Veneto al 43%, Marostica al 40%. Ma tornando a Vicenza città, dove l'affluenza, come dicevo, è arrivata al 43,69%, il dato da rilevare è che è stata inferiore rispetto a 5 anni fa, dove però si votò soltanto la domenica, mentre il dato paragonato al 2013, in cui l'affluenza alle urne nella giornata iniziale si attestò al 46,6%. Non si sono registrati problemi nelle cabine elettorali, il flusso è stato costante, senza particolari intoppi. Noi ci riaggiorniamo più tardi per i nuovi dati e da Vicenza per il momento è tutto. Grazie molte a Luisa Bertini dalla nostra redazione di Vicenza. Adesso andiamo subito a Belluno dove c'è in diretta Tiziana Bolognani. A te la linea, Tiziana. Sì, buongiorno direttore, buongiorno a te al pubblico che ci segue da casa. In provincia di Belluno una tornata elettorale ristretta a 4 comuni, Canale d'Agordo, Sospirolo, Cencenighe, Agordino e Pieve di Cadore. Devo subito dirti che ieri sera alle 23 l'affluenza al voto ha consentito di far tirare un sospiro di sollievo in 3 comuni, Sospirolo, Canale e Cencenighe, perché si è superato il 40%, che è quella soglia stabilita dal decreto legge del maggio dell'anno scorso, che è stata riproposta in via transitoria quest'anno proprio per agevolare il raggiungimento del quorum, che nel caso dei 4 comuni interessati al rinnovo amministrativo era l'unico e più importante, anzi il più insidioso e temuto concorrente, perché nei 4 comuni c'era solo una lista e solo un candidato sindaco. Quindi ieri sera si è sorriso ampiamente a Sospirolo, ha sorriso a Sospirolo Mario De Bon, a Canale d'Agordo Massimo Murer, che è il vice sindaco dell'uscente Flavio Colcernian, e a Cencenighe Agordino ha tirato un sospiro di sollievo anche Mauro Soppelsa, che si ripresenta per la 3ª volta. La situazione invece è stata altalenante e si è temuto fino alle 11:30 di questa mattina che qualcosa potesse andare storto a Pieve di Cadore, ma sembrerebbe che alle 11:30 di questa mattina il 40% sia stato superato e quindi a Pieve di Cadore perlomeno si comincia a ragionare in maniera differente. Certo, nessuno dei 4 candidati attualmente, un po' per scaramanzia, un po' perché di fatto bisogna aspettare non solo il raggiungimento del quorum, ma anche il raggiungimento del 50% delle preferenze, quindi bisogna aspettare la conclusione dello scrutinio. Nessuno, ti dicevo dei 4 candidati sta rilasciando dichiarazioni o se l'è sentita di dire qualsivoglia parola in merito a questa tornata elettorale. L'affluenza, come in tutto il resto dei comuni del Veneto in Italia, naturalmente è in calo, eccezione fatta sempre naturalmente considerando il dato delle 23 di Sospirolo, che è stato l'unico comune a
superare di un punto percentuale la percentuale di votanti registrata nell'ultima tornata. L'ultima tornata 47,51, ieri sera invece alle 23 a chiusura temporanea dei seggi era stato raggiunto il 48,24. A Canale d'Agordo il 52,48% contro il 58,89% dell'ultima tornata. A Cenchenighe Agordino il 47,48% contro il 53,46% della precedente tornata amministrativa. A Pieve di Cadore alle 23 di ieri sera il 36,27% contro il 53,77% dell'ultima tornata. Quindi vi dicevo, il problema adesso è quello di verificare, insomma si tratta chiaramente di una formalità, di verificare l'esito dello scrutinio per capire se come noi ci auguriamo attorno alle 17 di questo pomeriggio i 4 sindaci, neosindaci potranno festeggiare la loro elezione. Le urne si chiudono alle 15, noi invece alle 14.30 inizieremo con questa lunga maratona elettorale per dare tutti i dati e quindi naturalmente gli aggiornamenti a più tardi e comunque questa sera nell'edizione del nostro telegiornale. Direttore. Grazie Tiziana Bolognani, responsabile della nostra redazione bellunese. Andiamo avanti con un lutto nel mondo dell'industria veneta. È morto a 97 anni nella sua casa di Porto di Legnago a Verona l'imprenditore Giordano Riello, uomo cresciuto in una delle grandi famiglie che hanno segnato la storia dell'industria veneta italiana. È riuscito a rivoluzionare il mercato internazionale della climatizzazione plasmando nel 61 dal nulla la Airmec di Bevilacqua, capofila di un gruppo che raggruppa oggi 5 aziende con più di 1.700 addetti e ricavi per oltre 500 milioni di euro. La Airmec può essere considerata uno dei primi produttori di condizionatori in Europa, ma l'ingegner Giordano Riello, ultimo rappresentante di una blasonata stirpe di industriali alla maniera di Marzotto, di Olivetti e Zanussi, è stato fino all'ultimo un instancabile frullatore di idee e di progetti, fedele alla ricetta tramandatagli dal suo nonno Ettore, che ai primi del Novecento diede vita a Porto di Legnago alla prima officina diventata nel tempo la roccaforte dei bruciatori, è proprio quella dei Riello, come quella di tante altre famiglie in Veneto, una vera e propria dinastia, aziende che si tramandano di padre in figlio. Andiamo alla fine della pandemia, per fortuna nel maggio del 2023, a certificarlo loro malgrado anche le farmacie del territorio che dopo anni vedono tornare il loro lavoro alla normalità. Ma dice Farmacie Unite c'è una nuova emergenza. Sentiamo qual è in questo servizio. In farmacia la situazione è molto cambiata. Non si vendono quasi più mascherine o molto poche. L'attenzione sta calando da parte della gente, giustamente anche penso che si senta sollevata. I positivi intercettati nelle farmacie ci sono ancora, le sintomatologie sono lievi, ma la vendita di tamponi, gel e mascherine ha subito un crollo evidente. A chiedere il test oggi è chi deve presentare un'attestazione pre-ricovero oppure certificare la malattia al datore di lavoro. È un'altra emergenza ad occupare il tavolo ministeriale permanente cui è seduto anche Farmacie Unite, la carenza degli antibiotici pediatrici dovuta all'epidemia di scarlattina in corso dal mese di aprile. Abbiamo fatto effettivamente tanti tamponi per la rilevazione dello streptococco in questo periodo, abbiamo trovato tanti positivi, c'è stato un incremento notevole della richiesta di farmaci antibiotici specifici per la cura dello streptococco. E ci siamo trovati circa un mese fa ad avere veramente prima una carenza e poi una totale mancanza di un principio attivo molto utilizzato. Colmate le carenze di sciroppi e principi attivi come l'ibuprofene, che hanno spinto diverse farmacie anche della provincia ad attrezzarsi con i propri laboratori per sostituire i farmaci con gli equivalenti. Ora c'è un'altra emergenza perché manca l'amoxicillina. Nel caso degli antibiotici, che sono delle molecole ancora più difficili da trattare
e da dosare, non è automatico questo. In certi casi dobbiamo ovviamente rimandare il paziente al medico prescrittore qualora non si trovi un farmaco antibiotico o un suo equivalente, perché la terapia dovrà essere giustamente adattata da parte del medico. Servizio di Anna De Roberto, vediamo alcuni titoli dei giornali, i principali giornali online. C'è Zelensky a Londra, Downing Street dice addestreremo piloti ucraini per gli F-16, Mosca risponde non siamo vassalli della Cina, Macron sbaglia e la tensione continua veramente a salire. Poi un altro fatto importante degli esteri, Turchia al ballottaggio, ecco perché Erdogan è favorito nel duello del 28 maggio. Il presidente si ferma al 49,2. L'avversario era dato per favorito, invece Erdogan ha tenuto duro ed è probabile che vincerà il ballottaggio, almeno da ex inviato degli esteri vorrei dirlo, perché abbiamo visto Erdogan distribuire soldi ai seggi ai bambini, cioè come dire, come ottenere i voti. Quindi figuratevi da qui al 28 maggio che cosa farà il presidente turco per restare in sella, ma non hanno bisogno di problemi di sella gli alpini, perché gli alpini sono sempre sugli scudi. Ieri a Udine una festa straordinaria, vi dicevo i dati di Media Nord-Est clamorosi, 1 milione di telespettatori incollati ai nostri teleschermi su Antenna 3, Rete Veneta e Tele 4 Trieste, e la festa continua anche a Bassano del Grappa, la città degli alpini, dove vediamo già pronto Alex Giuliano. A te la linea, Alex. Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene, abbiamo ancora tutti negli occhi, nel cuore, le straordinarie immagini e le emozioni della 94esima adunata delle nostre penne nere. Noi siamo a Bassano del Grappa perché la festa non è finita, insomma c'è ancora tanta voglia di condividere, tanta voglia di stare assieme. Siamo in compagnia del presidente della sezione fanfara alpina Alto Lago di Como, e alle nostre spalle c'è il ponte Vecchio di Bassano, tappa obbligata da Udine per fare un salto qui e poi si riparte. Certo, tappa obbligata, era facile pensare che noi fossimo qui oggi. Noi facciamo parte della sezione alpini Alto Lario, la sezione di Colico per lo specifico, e la sezione di Colico è la sezione più piccola d'Italia, ma la nostra fanfara è una delle più longeve d'Italia. Noi abbiamo fatto un compleanno recentemente, abbiamo compiuto 70 anni, ci siamo ancora, ci sono tanti ragazzi, ci sono tante persone giovani che hanno voglia di avvicinarsi a quello che è il mondo, quello che è l'alpinità, e questa è la dimostrazione. Oggi siamo qua, ieri abbiamo fatto una sfilata bellissima, purtroppo o per fortuna anche sotto l'acqua, perché anche sotto il sole non è... La pioggia non ha spento l'entusiasmo. Non ha spento l'entusiasmo assolutamente, e oggi abbiamo voluto appunto essere qui a Bassano proprio per dare un segno tangibile e fare un'esperienza anche per i ragazzi che non conoscono così bene la storia del ponte di Bassano, perché è anche è un po' fuori zona rispetto alle nostre orobie, insomma, ecco questo. E allora tanti giovani, un segnale importante, perché è giusto che i valori alpini, la storia alpina proseguano, vengano tramandati, ma io direi che non c'è cosa migliore per chiudere questo collegamento in diretta da Bassano del Grappa che appunto far suonare la fanfara. E allora ascoltiamo. Grazie.
E ieri proprio su Rete Veneta, questa rete grandi ascolti, con il commento di Filippo Fois e di Lucio Zanato, è uno sfilamento che ha emozionato tutti. C'era anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, c'erano Federica, Zaia, insomma tutti i big della politica. Andiamo dove andiamo? Giusto, andiamo a vedere com'è andata con gli alpini che sono arrivati a Udine da Padova fin da Rovigo. Vediamo. Padova. Tutti sintonizzati su Rete Veneta, Antenna 3 e Tele 4 per non perdere il passaggio delle amate penne nere. È stata una domenica da record per numero di telespettatori per il gruppo Media Nord-Est, la 94esima adunata nazionale degli alpini di Udine. La parata iniziata alle 9 del mattino ha visto il clou nel pomeriggio, 85.000 gli alpini fieri in marcia lungo le strade della città friulana. Intorno alle 17.30 lo sfilamento delle 800 penne nere partite dalle sezioni di Padova e Rovigo, dove i gruppi sono 41 e gli iscritti circa 3.000. Un amore, una passione, un simbolo gli alpini, in grado di parlare a tutte le generazioni, a chi la guerra la ricorda o l'ha vissuta, a chi nella divisa alpina riconosce i valori di sacrificio, solidarietà, altruismo e amore per la patria. Una donata caratterizzata dalla pioggia che ha fatto compagnia per buona parte della 3 giorni e nel momento clou di domenica. A fine giornata il saluto con l'appuntamento veneto del maggio 2024, quando dopo 33 anni la donata nazionale tornerà a Vicenza. E noi siamo pronti per seguire anche la grande adunata di Vicenza nel 2024, ma adesso torniamo alla politica perché le urne chiuderanno per le elezioni amministrative alle 15 e andiamo subito a Marostica da Vanessa Banzato, perché è un altro dei comuni in cui si vota. A te la linea, Vanessa. Sì, buongiorno direttore e a tutte le persone che ci stanno seguendo. Ci troviamo proprio davanti a uno dei 14 seggi che sono stati allestiti per queste elezioni amministrative. Marostica, 9, Rossano Veneto ed Enego sono i 4 comuni del comprensorio del Bassanese che appunto vanno alle urne per il rinnovo del sindaco e dell'amministrazione. Diamo qualche dato relativamente proprio all'affluenza di votanti. Abbiamo al momento il dato delle 23, a parte questo seggio 4. Allora vediamo proprio a Marostica, dove i 2 candidati a sindaco sono Matteo Mozzo con la lista Lega Vivere Marostica Fratelli d'Italia e Giorgio Santini con la lista Marostica per Tutti. Alle 23 di domenica si è recato alle urne il 44,04% e c'è una disparità abbastanza evidente rispetto alle votazioni nello stesso orario, stesso giorno di 5 anni fa. Alle 23 della domenica di 5 anni fa si era registrato il 53,68% dei votanti. E alle 12 di oggi, davanti a questo seggio, il numero 4, che tra l'altro è quello dove si sono presentate più persone a quanto hanno dichiarato proprio all'interno, si è arrivati a quota alle 12.30 58,30 votanti. Quindi insomma una percentuale che pian piano speriamo che aumenti, visto che, come hai detto anche tu poco fa, fino alle 15 ci si può recare alle urne. Altro comune al voto, 9, 5 i seggi, i 2 candidati sindaci sono Luca Rebellato, ripartiamo da 9, e Franco Bordignon per 9 Futura. Alle 23 di domenica si è recato il 51,08%. Pensate, 5 anni fa era il 71,42%, quindi una percentuale molto superiore rispetto a quella delle ultime ore. Rossano Veneto, 6 i seggi, Marco Zonta e Davide Berton, Marco Zonta rispettivamente Zonta sindaco per la continuità e Davide Berton prima Rossano, i 2 candidati, e alle 23 di domenica il 43,24% dei votanti. Infine Enego, 4 seggi, 2 candidati, si è ripresentato il sindaco uscente Ivo Boscardin con Un Futuro per Enego e si presenta Marco Frison, Progetto Enego. Alle 23 di domenica ci si era fermati sul 32,71%
incremento contro il 33,57 di 5 anni fa. Di conseguenza abbiamo detto le urne sono aperte fino alle 15, si è registrato un po' anche come in tutto il Veneto un calo importante rispetto alle precedenti amministrative. Adesso vediamo insomma nelle prossime ore quale sarà l'affluenza alle urne. Intanto direttore, per il momento è tutto. Grazie Vanessa Banzato in diretta da Marostica. Seguiremo le elezioni amministrative da tutte le province in cui si vota. Come sapete sono 49 i comuni in cui i cittadini stanno andando alle urne, sono più di 500.000 le persone che sono state chiamate a votare, che hanno diritto di votare, per cui dalle 15 in poi lo speciale elezioni con tutti i risultati, le reazioni, i commenti, i collegamenti in diretta con le sedi dei partiti. Andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi torniamo subito con Focus TG, state con noi. Nuovo in diretta con Focus TG, torniamo al territorio in vista di darvi conto di tutto quello che sta succedendo sul fronte delle elezioni comunali. Con le sanzioni amministrative €1 milione sarà redistribuito ai cittadini della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese. €1 milione per 10 comuni, tanto sarà redistribuito ai cittadini della Federazione del Campo San Pierese dopo l'approvazione del bilancio consuntivo 2022, una cifra derivante in parte da avanzo di amministrazione, ma soprattutto dal ricavato delle sanzioni amministrative emesse dalla Polizia Locale. I fondi saranno suddivisi tra i 10 comuni in base al numero di abitanti e all'estensione del territorio. Spetterà poi a ogni singolo comune scegliere come investirli. Con una variazione di bilancio, il Consiglio della Federazione ha inoltre deciso di destinare a Veneto Strade €250.000 per le asfaltature della SR 308 del Santo. Andiamo ad Asiago, dove c'è il nuovo depuratore, oltre €800.000 per ottimizzare i processi e diminuire l'impatto ambientale. Si sono conclusi finalmente gli interventi sul depuratore di Asiago, iniziati nell'agosto del 2021 e soggetti ad alcuni ritardi dovuti alla pandemia. Lavori per oltre €800.000 finanziati da ETRA con i fondi del bacino Brenta, che hanno permesso di adeguarlo alle nuove normative per lo scarico al suolo, ottimizzando i processi e diminuendo allo stesso tempo l'impianto ambientale. Soddisfatto l'assessore ai lavori pubblici di Asiago Franco Sella, che mette l'accento sul concreto impegno del comune per la salvaguardia del territorio. E si parla spesso di lavoro e spesso non si riesce a trovarlo, per cui gli sportelli lavoro aiutano proprio coloro che sono disoccupati a trovare un'occupazione. Ne è stato creato uno a Carmignano di Brenta. Un nuovo servizio per i cittadini è stata inaugurata alla sede dello sportello lavoro promosso dall'amministrazione comunale di Carmignano di Brenta in collaborazione con Veneto Lavoro e coordinata dalla cooperativa La S di Carmignano. Questo servizio mira a facilitare il collocamento e l'occupazione grazie al supporto ai cittadini alla ricerca di un impiego. L'obiettivo è quello di incrociare le richieste delle aziende e le domande di lavoro. In meno di 2 mesi di attività lo sportello ha già avuto oltre 50 accessi, prevalentemente donne disoccupate alla ricerca di un lavoro, ma anche già occupate e desiderose di migliorare o stabilizzare la propria posizione, e 15 aziende che invece cercavano personale. Ci sono i cosiddetti cold case, cioè gialli, delitti misteriosi che non si riesce a chiarire se non dopo molti anni. Sono 6 anni dall'uccisione del boscaiolo Pretto. I familiari hanno organizzato un convegno per parlarne, per discuterne. A 6 anni dall'omicidio di Mauro Pretto, freddato con un colpo di fucile sulla porta di casa tra i colli di Zovencedo, non è ancora stato trovato il responsabile. Accadde proprio oggi, come allora, in un tardo pomeriggio piovoso che complicò le indagini dilavando le tracce lasciate dall'assassino. Mauro, un 47enne solitario, amante della natura e degli animali, contendeva ai bracconieri la sicurezza nella sua proprietà.
Anche il ritardo del ritrovamento del corpo ha complicato l'attività dei RIS. Non essendoci un movente, perciò non si riesce a capire, ma io sono della mia convinzione, continuo a dirlo e ribadirlo, che tanto lontano da lì non bisogna andare, perché chi è andato lì conosceva il posto. Poca fiducia che venga fuori chi è stato, ecco. I sospetti restano? Certamente, puoi sospettare di uno, dell'altro, dell'altro, perché tante cose sono successe lì. Dopo, conoscendo anche i luoghi, non so se abbiano indagato sulle strade che potevano accedere alla casa. Che sia stato per un motivo sentimentale, un motivo di denaro lo escludo, perché non aveva debiti con nessuno, perciò già lì, perciò anche perché con fucile da caccia, se non è qualcuno che a quell'ora lì, qualcuno che fa bracconaggio, non so, chi parta per ammazzare una persona con fucile da caccia caricato a 2 cartucce. L'assetto di verità tra il ricordo e l'impegno civile ha accomunato molte associazioni che nella sala dei chiostri di Santa Corona hanno promosso un incontro pubblico nel ricordo di Mauro. Il caso ci tocca da vicino, in quanto siamo sempre sul pezzo, siamo sempre diciamo che stiamo cercando di trovare delle soluzioni per questa situazione che si è creata, perché queste persone in giro armati con questi fucili che sparano dappertutto, la gente logicamente si trova in difficoltà e chiede aiuto a noi molte volte, perché sentono sparare dietro, sentono sparare di notte, hanno paura, non si muovono più da casa, non vanno a fare passeggiate notturne. Quando arriva questo giorno qua diventa dura anche per me, perché sì, diventa dura più che altro perché non hai un perché, e quello è la roba peggiore, non hai un perché. Non hai un perché e non c'è un perché nemmeno per il Genius Center. A quanto sembra la minoranza sta attaccando vivacemente la maggioranza in Consiglio Comunale per questo progetto che secondo l'ex sindaco Poletto costerebbe troppo ai bassanesi. Ci vuole un Genius per fare un center e soprattutto per capire quello che succederà al nuovo Genius Center da 25 milioni di euro che sorgerà al Santa Chiara. Conti alla mano, c'è una bella differenza tra i 16 milioni presentati in commissione dal vice sindaco Andrea Zonta e i 25 necessari. Come coprire i 9 milioni di scarto? Dal comune la risposta sarebbe stata: speriamo di poter fare ricorso a finanziamenti e contributi. E qui, apriti cielo, la replica delle minoranze è stata immediata con il consigliere Angelo Vernillo che dice: è come un cliente che deve comprare l'auto a 25.000 euro ma ne ha solo 16 da farsi prestare e spera di ricevere un'eredità o di vincere un terno al lotto per trovare i soldi che gli mancano. L'ex assessore ai lavori pubblici Roberto Campagnolo richiama invece l'attenzione sulla forza maggiore, cioè un articolo presente nella proposta che regola la gestione di eventuali imprevisti. A riguardo, il testo presentato dall'amministrazione è oggettivamente carente. A meno di un anno dalla fine di questa amministrazione non si dovrebbe neanche immaginare di poter indebitare per 25 milioni i cittadini bassanesi per i prossimi 20 anni. Potremmo immaginare di indebitare in parte il comune, che so, per il teatro Astra, per qualcosa di ampiamente condiviso. Non è politicamente corretto che vicino alla scadenza elettorale si possa fare un passo di questo genere senza una condivisione unanime. Si spendono 25 milioni di euro e tra 20 anni poi, 20 anni, 23 anni si entra in possesso di questa cosa che sarà già, come dire, da in parte ristrutturare, in parte sicuramente da reinventare al proprio interno, perché sono anche tipologie di attività che poi insomma stancano e bisogna rinnovare. Ecco, credo sia proprio un progetto completamente fuori strada. E era stato previsto un ampliamento della cava Grolla, siamo a Cornedo Vicentino, però il Consiglio Comunale ha votato contro e questo ampliamento è stato ritirato. Vediamo che cosa è successo nei dettagli.
Questione dell'ampliamento della cava Cengigrolla. Era stata recentemente portata in consiglio comunale a Cornedo, consiglio che aveva espresso all'unanimità parere contrario. A comunicare la notizia che la ditta ha chiesto l'archiviazione del progetto il sindaco Francesco Lanaro. Ricorderete tutti la proposta di ampliamento della cava Cengigrolla, situata a confine tra Cornedo e Valdagno, che aveva in previsione l'ampliamento di 72.000 metri quadrati per i prossimi 20 anni di escavazione. Dopo il passaggio in Consiglio Comunale, che all'unanimità, maggioranza e opposizione, ha detto no a questo progetto, la ditta proponente ha fatto un passo indietro e ha chiesto l'archiviazione della proposta di ampliamento. Tra le preoccupazioni sollevate dai cittadini, quelle relative alle polveri sottili derivanti dalla frantumazione dei blocchi scavati, esplosioni con mine, aggravio della viabilità sulla destra Agno, da qui la presa di posizione dell'amministrazione. Una vittoria dei cittadini, una vittoria dell'amministrazione comunale che ha agito per il bene e per la tutela dei propri cittadini. Ricordo che l'attività estrattiva è un'attività lecita, un'attività legittima, ma deve essere contemperata con il tessuto urbano che in questo momento stiamo vivendo. Un tessuto molto urbanizzato e un'attività che può anche essere considerata incompatibile col nostro territorio. I sindaci sempre in trincea e tanti veneti stanno provando a diventare sindaci, chissà che non si rendano conto di quello che dovranno affrontare sul piano dei problemi, delle difficoltà burocratiche, a volte anche delle delusioni cocenti, ma insomma è un ruolo che per fortuna almeno li votiamo noi direttamente. Vediamo a proposito di comuni, restiamo nel Vicentino, ad Arzignano, nuovo asilo e micronido. È stato approvato questo progetto, un'opera da 5 milioni di euro. Prospettiva sul futuro, sulle nuove generazioni che vanno allevate, che hanno bisogno di scuole e di asili. Oggi ad Arzignano c'è un asilo nido e micronido dai 3 mesi ai 3 anni in via Giolitti, che ospita fino a un massimo di 72 bambini al nido e 16 al micronido. Ma la sempre maggiore richiesta da parte delle famiglie ha imposto l'esigenza di una struttura nuova, più ampia, che risponda al meglio alle necessità attuali dei bambini. Per questo è stato realizzato un progetto tra la zona industriale e la città. Nascerà un nuovo polo per l'infanzia, dove verranno realizzati spazi educativi sani, ecologici, sicuri, luminosi, duraturi e con bassi costi di gestione e manutenzione. Siamo felici di annunciare, o meglio di mostrare, il progetto definitivo di quello che sarà il nuovo asilo nido e micronido comunale. Una struttura pensata per i nostri piccoli, i più piccoli, sarà una struttura funzionale, moderna, spaziosa, un vero fiore all'occhiello che questa amministrazione riuscirà a realizzare grazie alla partecipazione ai bandi del PNRR. Nel mese di maggio provvederemo all'affidamento dei lavori di questa importante opera, lavori che inizieranno nel mese di novembre di quest'anno e che termineranno entro il 2025, un'opera che è certamente un fiore all'occhiello di questa amministrazione. Il progetto è interamente finanziato con fondi PNRR per 4.675.000 euro. L'avvio dei lavori è previsto entro il 30 novembre e il polo dell'infanzia sarà pronto per l'estate del 2026. Speriamo con questa nuova struttura, che potrà accogliere molti più bambini dai 3 mesi in su, di poter dare davvero un supporto alle famiglie, ai genitori e quindi di incentivare in qualche modo la natalità. Servizio di Carlo Alberto Inghilleri, ovviamente ne parleremo ancora. Intanto il procuratore della Basilica di San Marco, Carlo Alberto Tesserin, smentisce che ci siano stati dei danni gravi all'interno della Basilica in seguito a dei lavori. Ha detto il marmo per ora è stato semplicemente rimosso e sarà ricollocato appena possibile. I preziosi marmi della Basilica di San Marco non sono in pericolo, non c'è stato nessun danno ai marmi della Basilica, tranquillizzano tutti il proto della Basilica di San Marco, architetto professor Mario Piana, e il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Il pezzo di marmo staccato provvisoriamente dalle maestranze per mettere le barriere a protezione dell'acqua alta è conservato a regola d'arte, dice Tesserin. Sappiamo che
la Basilica di San Marco è dedicata, sta lavorando per arrivare ai 1000 anni di esistenza e quindi ci sono tante cose da fare e anche tante cose importanti, non rinviabili, che una volta non servivano, adesso che sono di assoluta necessità. Noi stiamo lavorando per guardare avanti in maniera positiva. Non è stato semplice arrivare al traguardo di realizzare le barriere in vetro e si studiano protezioni anche all'interno. È stata una fatica enorme quella di riuscire ad avere le paratoie, che stiamo studiando anche quelli dentro in maniera che sia una certezza in ordine a non avere questi danni, e che però la Basilica ha bisogno che tutto quello che è andato progressivamente un po' non all'altezza di quello che è San Marco. La lista di priorità da affrontare è lunga. San Marco ha bisogno di tanti lavori da fare, ma tanti. Per cui siamo coscienti di questi e guardiamo avanti con la speranza di avere degli amici che ci diano una mano e anche tanti che, essendo a Venezia, in maniera positiva come si sta verificando in quest'anno, possono essere un aiuto per noi per accelerare le cose che bisogna fare. Servizio di Lorenzo Maier da Venezia. Si parla spesso della libertà di stampa. La libertà di stampa si esercita non tanto a parole ma nei fatti, cercando di restare obiettivi e indipendenti, e questa libertà di stampa una volta tanto viene raccontata a Mestre attraverso non i giornali ma i francobolli. Quando dopo la pubblicazione nel 1632 del dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo Galileo fu costretto alla biura, erano passati un paio di secoli dalla prima stampa di un libro con la tecnica dei caratteri mobili inventata da Gutenberg, ma il contrasto tra chi vuole limitare e chi invece difende la libertà di stampa è sicuramente più vecchio dell'invenzione della stampa stessa e risale probabilmente a quando fu inventata la scrittura. A Mestre, per tutto maggio, il cammino dell'informazione e della libertà di stampa può essere percorso attraverso le immagini di francobolli italiani e stranieri esposti nell'ufficio postale Mestre Centro di Piazzale Donatori di Sangue. Tra poste e informazione, d'altronde, il connubio è sempre stato forte. Prima dell'avvento del telegrafo, i servizi postali sono stati assolutamente strategici per lo sviluppo dell'attività giornalistica, e con l'avvento del telegrafo, dei servizi telegrafici, ci fu una svolta ancora più strategica che ha dato il via allo sviluppo anche del giornalismo a livello nazionale e non solo. Questa sintesi è ben rappresentata da Matilde Serao, prima telegrafista, quindi scrittrice, giornalista e fondatrice di svariati quotidiani nella seconda metà dell'Ottocento. Negli uffici postali di Piazzale Donatori di Sangue, 36 pannelli affrontano il tema passando per le gazzette veneziane, i grandi giornali e i grandi giornalisti, fino alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale. Il termine gazzetta peraltro arriva proprio da Venezia. Nel 1536 la Serenissima pubblicava un foglio settimanale di 4-8 pagine sull'andamento della crisi con l'impero turco al prezzo di 2 soldi. La moneta da 2 soldi era detta gazzetta. Ai francobolli si affianca al termine del percorso la grande mappa della libertà di stampa di Reporter Senza Frontiere, che mette l'Italia al 58° posto mondiale. Noi con questa mostra abbiamo voluto porre all'attenzione dei nostri clienti, cittadini che frequentano l'ufficio, degli spunti di riflessione, sperando che poi tra un bollettino e una raccomandata si portino a casa una riflessione in più da condividere in famiglia e che arricchisca il dialogo quotidiano e anche magari la condivisione di temi importanti. Servizio Filippo Fois. Chi ama Trieste come noi a volte non sa che potrebbe esserci tra qualche anno una cabinovia in grado di portare le persone dalle alture fino al centro della città, al cuore di questa splendida città. Ci sono polemiche tra coloro che la vogliono e coloro che non la vogliono, come al solito in Italia. Sentiamo cosa dice a difesa della cabinovia, che peraltro vediamo in tante città come a Lisbona, a Barcellona, a Londra, pieno di cabinovie e di quant'altro. Sentiamo cosa dice il sindaco Roberto Di Piazza. No, intanto non c'è nessun stop, dobbiamo arrivare alla conferenza di servizi che naturalmente ci confronteremo. Dopo ci sono sempre quelli untori di sinistra, basta vedere insomma cosa fanno
a livello nazionale, lo fanno a livello locale con me, che ogni giorno c'è qualcosa, loro si divertono a cercare di bloccare qualsiasi cosa. Se vado in galleria non ho il caschetto, se dico che è tempo loro dicono che è voluto tempo, e stanno facendo su questo meraviglioso progetto della cabinovia che cambierà molto della vita della città, se non altro per quanto riguarda la viabilità e il turismo, e loro si divertono, visto che non hanno lavorato poco in vita loro e hanno tanto tempo, si divertono a fare queste cose. No, io dico che non hanno bloccato nulla, si divertono a stuzzicarci e ogni giorno c'è il palo, ogni giorno c'è l'albero, ogni giorno c'è la primola, ogni giorno c'è il nido degli uccelli. Quando costruivano però, che hanno fatto quello che hanno fatto in questa città, devastando proprio questa zona dove stanno dicendo loro, e tutte quelle case che hanno costruito, in quella volta non c'era il bosco bavoreso, no? Ma guardi un po'. E abbiamo avuto ieri dei grandi risultati anche a Trieste con Tele4, grazie appunto alla dunata degli alpini, un record di ascolti, 1 milione di telespettatori davanti ai nostri teleschermi. C'è stata festa a Bassano del Grappa per il centenario dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri, che dicono: siamo sempre stati e saremo sempre tra la gente. L'Arma dei Carabinieri è legata a un motto creato nel 1914 in occasione del suo primo centenario: nei secoli fedele. Oggi a Bassano questo motto riecheggiava fiero, con una piccola licenza, perché potremmo dire che l'Associazione Nazionale Carabinieri Bassanese è stata nel secolo fedele, pronta a usare il plurale e pronta a festeggiare altri traguardi. L'emozione ha il sopravvento rispetto alla ragione, ma deve essere così, perché per noi è un momento di festa. L'abbiamo denominata questa la festa dei nostri primi 100 anni. Perché? Perché l'auspicio è che la sezione di Bassano del Grappa continui la sua attività nel territorio, sempre vicini alla gente e per la gente, e anche per il prossimo futuro. Devo dire che per noi è un motivo di orgoglio essere qua quest'oggi con i nostri massimi rappresentanti a livello della gerarchia militare e della gerarchia dell'Associazione Nazionale Carabinieri e con tutta la cittadinanza, le autorità civili. Il Comune di Bassano ha esposto per l'occasione il gonfalone a testimonianza di un onore meritato e riconosciuto. Per noi è un grande onore avere il gonfalone della città di Bassano del Grappa decorato di medaglia d'oro al valor militare, perché questo è un segno per noi di grande affetto e vicinanza della popolazione tutta bassanese nei nostri confronti. Una giornata di festa per chi fa del volontariato, dell'impegno, del coraggio e della vicinanza alla popolazione il proprio credo. Un secolo di storia per l'Associazione Nazionale Carabinieri di Bassano, che è pronto a rinnovarsi per essere sì nei secoli fedele. È un importante traguardo, finalmente è arrivato, oggi è il momento di festeggiare insieme all'Arma in congedo, che come ho già detto nei giorni scorsi per noi rappresenta veramente tanto, rappresenta quei valori insomma che noi siamo destinati a far proseguire. State con noi perché dopo le 13:30 avremo in collegamento il professor Mario Bertolissi, illustre giurista, un alfiere dell'autonomia, della delegazione trattante per l'autonomia, quindi di questo, dell'autonomia e anche d'altro, delle riforme in corso d'opera parleremo. Andiamo a Romano del Selino, dove c'è un progetto che ha visto i più piccoli insegnare agli adulti la sicurezza stradale. Vediamo. Allacciate le cinture, i piccoli salgono in cattedra. Sono 130 i bambini che hanno partecipato al progetto Viaggio Sicuro, Viaggio Allacciato, un mese di esercitazioni dedicate alla sicurezza stradale, a cui hanno partecipato scuole primarie di Sacro Cuore, San Giacomo e Romano. Un concorso che ha visto una vera e propria inversione di ruoli, i piccoli educano i grandi.
Un percorso di educazione collettiva rivolto soprattutto ai ragazzi ma anche indirettamente agli adulti. Per noi è molto importante parlare di sicurezza tramite i ragazzi, di sicurezza stradale in questo caso, proprio perché l'amministrazione può fare tanto, ma è sempre importante anche la collaborazione da parte di chi poi è alla guida. Un concorso alla sua seconda edizione che cresce anno dopo anno, concluso con premiazioni e piccole opere d'arte, cartelloni, disegni, testi e tanti giochi modulari, tutto per imparare e ripassare le norme di sicurezza stradale. È stato semplice perché l'obiettivo è un obiettivo a breve termine, quello di raggiungere la medaglia che settimanalmente noi proponiamo a ragazzi che tutti i giorni hanno saputo lavorare con diligenza. Quindi non solo i compiti di matematica, di scienze o di italiano che devono essere fatti tutti i compiti, ma anche viaggiare in sicurezza. Viaggiare quindi in sicurezza, con qualche tirata d'orecchio a mamma e papà. Qualcuno diceva che non mettevano le cinture, a loro è stato insegnato di correggere i genitori quando non tengono entrambe le mani sul volante. Torniamo ancora dagli alpini dopo il grande successo di ieri a Udine. Andiamo in diretta a Vicenza da Luisa Bertini. A te la linea, Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Lino Marchiori, presidente ANA Monte Pasubio di Vicenza. Perché? Perché ha raccolto il testimone dalla dunata di Udine, quindi emozione che c'è stata ieri. Sì, è stato un momento veramente emozionante ricevere questo premio che è pesante per gli alpini in generale, però che dà una grande soddisfazione, darà una grande soddisfazione a me come presidente, ma a tutta la nostra sezione di Vicenza e alla nostra terra vicentina che attendeva da tanti anni questo momento importante. Ieri c'è stata una partecipazione di massa dei vicentini, mi riferisco ovviamente a Vicenza ma anche dalla provincia. Sì, tutta Vicenza, tutte le 5 sezioni hanno sfilato in maniera esemplare, abbiamo sfilato oltre un'ora come alpini vicentini dalla sezione di Asiago che ha aperto Bassano, Marostica e Valdagno, quindi c'è stata, e la sezione di Vicenza è stata veramente una grande presenza in terra friulana perché il Friuli ce lo sentiamo veramente come famiglia nostra, come non appartenere a noi, ma abbiamo un senso di amicizia, di rispetto e di collegamento con la regione Friuli Venezia Giulia e con Udine che è molto particolare. Ecco, voi avete anche un po' sbirciato quella che è l'organizzazione in vista del 2024, quindi come vi state muovendo e da adesso in poi tocca a voi ovviamente per organizzare cosa succederà da qui in avanti. Sì, allora noi stiamo già lavorando da tempo in base a delle informazioni che avevamo già dalle altre adunate, ma anche in base a quello che ci stavamo mettendo in testa noi su come organizzare la dunata. Abbiamo avuto molti segnali e molti spunti dalla sezione di Udine, il presidente Dante Soravito De Franceschi è stato veramente disponibile, capace e anche ci ha già cominciato a passare le prime consegne. Tutti si sono resi disponibili per darci le prime informazioni, abbiamo sbirciato anche noi per capire e carpire qualche segreto, sarà impegnativo, sarà importante non perdere un minuto e noi siamo già pronti. Qui diciamo qualche linea guida l'avete anche già definita relativamente agli alloggi, alle convenzioni, avete già individuato qualche zona, qualche area? Sì, per quanto riguarda gli alloggi li abbiamo già individuate le aree, anche per gli alloggiamenti collettivi. Adesso proprio giovedì questo faremo un incontro al Moresco, che è il nostro quartier generale, dove in base alla disponibilità dei colleghi geometri, perché io faccio questa professione di Vicenza, si sono resi disponibili per darci una mano a mappare e a cominciare a segnare sulle mappe sul territorio le disponibilità di campi sportivi, di zone sportive e quant'altro che possono essere decisamente, che sono e saranno necessarie per fare un accoglimento, un'accoglienza di tutti gli alpini d'Italia nelle zone del territorio vicentino. Ecco, e poi voi volete dare una connotazione particolare a questa dunata 2024 all'insegna del ci rivolgiamo ai giovani e cos'altro? Beh, sicuramente sì, i giovani sono il nostro futuro, ma l'abbiamo cominciato a vedere già da qualche anno con i campi scuola.
con i campi scuola dei ragazzi dai 16 ai 25 anni, che sono fatti in tutto il territorio nazionale. Con questi ragazzi stiamo facendo una grande collaborazione, ma sono veramente molto vicini a noi, passano 15 giorni con gli alpini, li vivono con noi, sono il nostro futuro. Noi abbiamo sempre, speriamo sempre che ci sia un ritorno, diciamo, a quel che era il servizio militare, non come lo abbiamo fatto noi, ma che possa dare a questi ragazzi delle indicazioni, dei segnali, che possano sentirci vicino a noi. Già c'è, vogliamo puntare molto su questo, è una idea, è un progetto che sta realizzando la sede nazionale, in cui noi crediamo fortemente. E poi sarà anche una dunata diffusa. Sì, ho visto che anche ad Udine, nella terra del Friuli Venezia Giulia, è stata in vari paesi, c'erano molti alpini, Cividale del Friuli, per citarne uno, Faedis, Premariacco, quindi gli alpini erano, Gemona del Friuli, erano sparsi in tutto il territorio. Questo secondo me è un'ottima idea e vorremmo anche noi ricalcarla e portare dei servizi, portare delle fanfare, portare dei cori, in modo che tutto il territorio vicentino si senta partecipe di questo straordinario evento. Quindi nel 2024 io restituisco la linea allo studio e ringrazio Lino Marchiori. Grazie a lei. Grazie a Lino Marchiori, ovviamente a Luisa Bertini, grazie molte. State con noi 2 minuti di pubblicità, poi torniamo col professor Mario Bertolissi e dopo Bertolissi il professor Massimo Cacciari. A tra poco. Siamo in chiusura di questa parte del telegiornale. Hanno conquistato l'oro e l'argento ai campionati nazionali di sciabola nella categoria giovanissimi. Parliamo delle gemelle Vittoria e Diletta Fusetti, che sono non a caso figlie di un grande giornalista come il nostro collega Federico Fusetti. Vediamo. Una dinastia in pedana. Dopo i successi delle sorelle maggiori Benedetta e Carlotta Fusetti, le giovanissime gemelle Diletta e Vittoria entrano nella storia della sciabola italiana. Sono infatti le prime sorelle ad aver vinto un oro e un argento in una gara del campionato italiano Under 14. È successo a Riccione, dove si è disputato il Gran Premio Giovanissimi Renzo Nostini, trofeo Kinder Joy of Moving 2023. Le padovane Fusetti, allenate dal maestro Alberto Pellegrini, infatti, hanno raggiunto la finale dominando i rispettivi tabelloni per poi trovarsi una contro l'altra. Una gara serratissima che ha visto prima il vantaggio di Diletta, rimontata dalla sorella Vittoria, che ha conquistato il suo secondo titolo italiano in carriera. Complimenti veramente alle sorelle Fusetti. Andiamo in pubblicità, davvero 1 minuto, e poi torniamo con il professor Mario Bertolissi. A tra pochissimo, grazie. Ben ritrovati con Focus TG. Alle 15 inizierà lo speciale elezioni su tutte le reti di Media Nord-Est per darvi conto di quello che sta accadendo con il voto. Ovviamente le urne chiuderanno alle 15, poi ci sarà lo spoglio e arriveranno i primi dati. Saremo qui negli studi con i nostri ospiti, i nostri inviati collegati dalle province in cui si sta votando, ma adesso ci colleghiamo subito col professor Mario Bertolissi, costituzionalista. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei e agli telespettatori. Professore, buongiorno, bentornato, grazie molte. È un momento importante per questo Paese, perché ci sono delle elezioni, questa volta l'elezione diretta del sindaco, e quindi senza dare giudizi politici, perché ovviamente non possiamo, e poi ovviamente lei non è solito darne, ma esprimere soprattutto dei giudizi e dei pareri tecnici che tutti apprezzano molto, soprattutto oggi sul versante dell'autonomia. Vorrei sentire da lei un'opinione su come sta cambiando questo Paese,
che vede nelle riforme, nell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica una svolta, no? Quella di una sovranità popolare non soltanto di nome, abbiamo scritto nel titolo, ma di fatto. Che fase è questa, professore, a suo giudizio? Ma penso sia difficile fare delle affermazioni sufficientemente precise in proposito. Direi, stando alla premessa che lei ha fatto, che il dato sul quale vale la pena di concentrare l'attenzione innanzitutto sono le elezioni di primi cittadini. I poteri locali, cioè i comuni essenzialmente, perché le province sono rese rachitiche, sono una cartina di tornasole, ed è, almeno questo è quello che mi pare di aver appreso ormai mezzo secolo di riflessioni, di osservazioni, di studi, e si può considerare il sistema dei poteri locali come il complesso delle arterie, delle vene dove circola il sangue. Ecco. Qui c'è una responsabilità che viene sicuramente accertata il giorno delle elezioni. C'è la vicinanza tra chi governa e chi è governato, e noi lo constatiamo, credo, proprio in queste circostanze in cui, attraverso una legge elettorale indovinata, c'è, ove si raggiunga una maggioranza assoluta per i comuni che sono sopra un certo numero di abitanti, oppure la maggioranza neppure assoluta, ma comunque basta la maggioranza relativa nei comuni minori, ecco, noi o immediatamente o a seguito del ballottaggio identifichiamo il sindaco. Il sindaco si è presentato con un programma, bello o brutto che sia, con un programma, gli elettori lo conoscono, cosa che non avviene da tempo ormai per quanto riguarda i parlamentari, e dunque è in grado di controllare giorno dopo giorno quello che l'eletto fa. Questa è la democrazia tout court, cioè punto a capo. Il resto dopo sono sue trasfigurazioni, se vogliamo. Qui veniamo alla seconda parte della sua domanda, che ha alluso, neppure in modo criptico, a quello che si sta pensando di fare a livello di supremi organi dello Stato. Insomma, si tratterebbe di mettere mano alla Costituzione e di, almeno pare, oggi come oggi, scegliere di far eleggere dagli elettori direttamente il Presidente del Consiglio, forse dopo lo si nominerà Primo Ministro, i modelli di riferimento sono più d'uno, e abbinato tutto ciò c'è anche il problema del sistema elettorale, quindi della legge elettorale. Però sotto questo profilo, per quel che riguarda le riforme di carattere generale, io ne sento parlare di quando mi sono iscritto all'università nel 1968. Fino adesso si è visto ben poco. Non voglio dire speriamo che si raggiunga un risultato, perché sa, sulla carta si possono dare sempre a priori valutazioni positive o negative, ma ricordo dalla lettura degli atti della Costituente che più di un costituente avvertiva ai suoi colleghi che sarebbe stato necessario poi dare attuazione a quello che loro prevedevano, e aggiungeva l'onorevole Bubbio, sarà bene attendere il collaudo dell'esperienza. Allora io qui e chiudo. Esperienza alla mano, io sono convinto ormai da parecchio tempo che si può cambiare tutto quello che si vuole, ma quel che conta sono gli uomini e la loro caratura. E quando dico caratura faccio riferimento alla competenza e a un tasso non irrilevante di eticità. Perché se manca l'una e la seconda, ma ci vogliono tutte e due, è evidente che lei può cambiare quello che vuole. Il risultato rimarrà lo stesso. E tanto per fare un esempio, se tra l'auto e l'autista chi non funziona è l'autista, è inutile cambiare l'auto, bisogna cambiare l'autista.
Professore, molto, molto chiaro come sempre. Io vorrei, l'abbiamo già recensito ma lo faremo ancora, il suo ultimo libro, Il mito del buon governo, con la foto di Alessandro, il ritratto di Alessandro Manzoni in prima pagina, libro pubblicato da Iovene, e lei nella seconda di copertina ricorda cosa disse il cardinale Borromeo, persuaso che la vita non è già destinata ad essere un peso per molti e una festa per alcuni, ma per tutti un impiego del quale ognuno renderci conto. Cominciai da fanciullo a pensare come potesse rendere la sua utile e scritta. Cominciò da fanciullo a rendersi conto di come avrebbe dovuto vivere. Tanti riferimenti in questo libro al Manzoni, alle vicende manzoniane, per quale motivo? Ecco, se lo spiega anche ai nostri telespettatori. Sì, io mi sono imbarcato, è il caso di dire, in questo lavoro, che non è stata una cosa da poco, durante il quale, per compiere e realizzare il quale, ho tenuto sotto osservazione quello che è capitato del Paese per 2 anni, dallo scoppio della pandemia di Covid-19 e quindi dall'8 marzo 2020 fino alla rielezione di Mattarella, sì, alla rielezione, e dunque fino all'8, occhio e croce, marzo del 2022. E ho quindi concentrato l'attenzione su quello che è capitato all'interno del nostro Paese, e tutti sappiamo come è cominciata con la dichiarazione che l'Italia era zona rossa. Questo è accaduto lunedì 9 marzo 2020. Siamo stati confinati agli arresti domiciliari, per essere precisi, e abbiamo avuto occasione anche di renderci conto di che cosa significa non fruire delle libertà fondamentali. So bene che ci siamo già dimenticati di tutto, ma dobbiamo tenere presente che solo una minoranza di paesi o di stati, mettetela come volete, se consideriamo l'orbe terracqueo, è retto da principi di questo genere, e cioè quelli che assicurano la libertà. E per noi è stato un periodo, tra l'altro transitorio, perché è dipeso evidentemente dal diffondersi di Covid-19 e di ciò che la stessa ha provocato sia sul piano della tutela della salute sia sul piano economico. Avevo un sogno dentro di me che, se non ci fosse stata la pandemia, non avrei realizzato, ma la pandemia me lo ha fatto riemergere. Me l'ha fatto riemergere perché, se ricordate, proprio all'inizio i giornalisti sia della radio, della televisione, i giornalisti della carta stampata e anche di quelli che scrivono sui social hanno cominciato a ricordare Manzoni, la peste manzoniana del 1630, a fare dei paralleli. Io però, che ho sempre ammirato questo nostro concittadino e ne ho amato gli scritti, ho cercato di mettere insieme quel che prevede la Costituzione con quel che si raccoglie leggendo le sue opere, in modo particolare I Promessi Sposi e la storia della colonna infame, e ho, attraverso questa lente non deformante, al contrario, lente che ti consente di vedere nitidamente, perché noi senza lenti di questo genere o siamo miopi o siamo presbiti. E allora, come dicevo, direttore, ho osservato quello che è accaduto e dal punto di vista anche della domanda che lei aveva fatto all'inizio, nell'esordio, e cioè quando aveva parlato di riforme, aveva sottinteso, ma che cosa accadrà? Ho cercato appunto di occuparmi un po' di tutto questo, di mettere ordine seguendo il tumultuoso succedersi degli eventi all'interno di questi eventi. Ho voluto soprattutto fare in modo che un domani, se ci sarà mai qualcuno che lo prenderà in mano,
potrà disporre di una memoria della quale facilmente noi ci liberiamo, e il ricordo, perché è ancora vicino, di tutto quello che è accaduto dovrebbe indurci alla pratica un po' della serietà, ed è qui che entra in gioco quello schizzo che Manzoni fa ad un certo punto del Cardinal Federico Borromeo, e soprattutto da dove mette in evidenza che cosa in fondo. La vita è una cosa seria e non è che uno può fare festa e quell'altro invece deve subire tutte le disgrazie possibili e immaginabili. È un cenno che serve a richiamare all'attenzione un complesso di valori, e tra l'altro quello fondamentale previsto dall'articolo 2 della Costituzione, che è il principio di solidarietà. D'altra parte, e qui dopo finiscono naturalmente, se noi ci soffermiamo proprio sui capitoli centrali, che sono quelli che si soffermano sulla peste, Manzoni prima si occupa degli eventi istituzionali, lo dice espressamente, e poi si occupa delle persone, cioè dei suoi personaggi, dell'aspetto oggettivo di quello soggettivo. E quando esamina le istituzioni, lì ci sono, insomma, come si sono comportati a quel tempo. Guardate che c'è tutto quello che si è verificato da noi durante il periodo della pandemia, con delle notazioni concepite in termini di saggezza che sono straordinarie. Oserei dire che è un elaborato di teoria generale del diritto e delle istituzioni. Osserva la psicologia, se così si può dire, di come il potere si muove, e poi si occupa delle persone. E ci sono i momenti di malvagità, ci sono i momenti di straordinaria umanità, ed è importante non dimenticarsi di tutto questo, perché avete presente quando è scoppiata la pandemia, negli ospedali non c'erano le difese necessarie, medici, infermieri, volontari hanno messo a rischio la propria vita, e la vita molti l'hanno persa. Vogliamo non ricordarci di questi, che io non vorrei chiamare eroi per non dare l'idea che il paese vive sulle spalle degli eroi, perché non io ma un illustre ha ricordato che è infelice il paese che spera nei suoi eroi. Sarebbe bene che riflettessimo per educarci. Professore, davvero un libro che contribuisce a mantenere, davvero a onorare la memoria anche di tante persone che nella fase pandemica hanno purtroppo perso la vita. Professor Bertolissi, non posso non chiederle sul percorso dell'autonomia, se l'autonomia che, dice Salvini, ha detto ieri a Treviso, è ormai incardinata in Parlamento, può rischiare di finire sotto le forche caudine della Commissione Affari Costituzionali, no? Si parla di tempi lunghi, c'è anche nel frattempo anche la questione dei saggi che stanno valutando i LEP. Qual è la situazione a 2031 giorni dal referendum, professor Bertolissi? Ma credo che sia innegabile un fatto, e cioè che da quando si è formato il governo Meloni e da quando è stato incaricato di occuparsi di questo delicatissimo problema il ministro Calderoli, per la determinazione di questo politico investito delle funzioni di ministro, il processo di attuazione dell'autonomia differenziata ha preso piede, ha assunto una velocità che anzi è una velocità ragguardevole. Attualmente, lei l'ha ricordato, il disegno di legge quadro è stato presentato al Senato, ha ricordato anche che è stato assegnato alla Commissione Affari Costituzionali e interverranno anche altre commissioni. Contemporaneamente è stata istituita ed attivata, insediato il Comitato Tecnico Scientifico, che è presieduto dal professor Cassese. Si sono formati i sottogruppi e abbiamo avuto, sono uno dei
componenti, per questo parlo in questi termini, e abbiamo avuto fissato un calendario, un programma di lavoro. Non è semplice, ma i termini assegnati sono tutto sommato brevi, ma alla domanda: riuscirete a fare in poco tempo quello che non avete fatto in un tempo, in decenni e decenni? Ecco, mi sono persuaso che molto probabilmente, avendo un termine ristretto, si farà. Perché se continuiamo con i termini lunghi, tra altri 50 anni ci saranno miei successori che fanno il punto per ripartire dopo aver premesso che l'operazione è delicata. Quindi lei sa che, avendo io partecipato sul suo cortese invito più volte a delle trasmissioni presso la sua televisione, alla domanda quanto ci vorrà, io ho sempre detto l'operazione è un'operazione difficile, bisogna convincere, e tra l'altro è come scuotere l'albero. E tenete presente che è il paese che va messo in moto, i territori dove ci sono tradizioni di autonomia devono convincere altri territori dove l'autonomia non ha nessuna tradizione. Da questo punto di vista è innegabile che noi risentiamo del fatto che da queste parti c'è stata la più che millenaria Repubblica di Venezia, con le sue straordinarie istituzioni che sono riuscite a equilibrare il potere dell'aristocrazia con la volontà popolare. Guardi che è un miracolo. E aggiungo anche, dato che ci sarà qualche telespettatore che sente, che mentre i nostri costituenti hanno ignorato la Serenissima per varie ragioni e conoscevano benissimo la dottrina tedesca, non particolarmente felice dal punto di vista delle libertà, il costituente di Filadelfia, cioè quello americano, conosceva non soltanto la storia e le istituzioni di Venezia, conosceva il pensiero di Machiavelli benissimo, e retrocedendo gli insegnamenti celeberrimi ricordenti del XIII secolo di Marsilio da Padova. Capite? I paesi di grandi libertà hanno studiato i nostri autori, noi invece siamo andati a studiarci gli autori tedeschi. Professore, davvero direi che è paradossale, se non addirittura inquietante. Stia ancora con noi, professor Bertolisi, perché adesso ci colleghiamo 3 minuti con Valentina Visentin, che ci dà i dati dell'affluenza dalla sua Padova, dove lei è stato allievo di Livio Paladin e poi ha percorso una carriera straordinaria, 50 anni di insegnamento all'Università di Padova. Sentiamo Valentina come stanno andando, come è andata l'affluenza a Padova, come sta andando? Buongiorno direttore, anche per Padova, in realtà per i 10 comuni padovani che sono al voto si segnala l'affluenza in calo come nelle altre province chiamate ad eleggere i sindaci. Ieri sera la chiusura dei seggi della prima giornata era un meno 16%, quindi l'affluenza è calata del 16% rispetto ai 5 anni scorsi, dove appunto questi 10 comuni erano stati chiamati ad eleggere il sindaco, quindi un'affluenza in calo. L'unico comune però dove si è già raggiunto il quorum e quindi è sempre più vicino alla riconferma a sindaco è quello di Calzignano Terme, dove c'era un unico candidato, il sindaco uscente, che quindi molto probabilmente verrà riconfermato perché è stato raggiunto il quorum già ieri sera alle 23, quando sono stati chiusi i seggi. Per tutti gli altri comuni, stiamo parlando di Borgo Veneto, Casalserugo ha superato il 56% dell'affluenza più alta, Codevigo, Maserà, Mediadino San Vitale, Mestrino, Piove di Sacco, Solesino e Villanova di Camposampiero l'affluenza si ferma sotto il 50%. Aspettavamo un dato intorno a mezzogiorno, ma direttamente arriveranno alle 13, alle 15 alla chiusura dei seggi il dato finale sull'affluenza, e quindi faremo un po' un confronto, anche se quello della prima giornata è già significativo e si è visto un sostanzioso calo dell'affluenza
nei seggi, non ci sono particolari comuni, a parte Pieve di Sacco, che era l'unico comune sopra i 15.000 abitanti e quindi dove era previsto il ballottaggio, ma in realtà il ballottaggio non ci sarà perché i candidati sono solo 2, quindi penso che già nel primo pomeriggio, appena qualche ora dopo la chiusura dei seggi, forse si potrà già capire chi è il nuovo sindaco. Quasi tutti i comuni hanno 2 candidati, al massimo 3 candidati, quindi per quanto riguarda la provincia di Padova nel tardo pomeriggio potremo già credo avere qualche primo risultato e quindi comunicare quelli che sono i sindaci eletti di questi 10 comuni. Sono 67.000 in tutto i padovani chiamati al voto, dicevamo 23 candidati in tutto, supportati da 27 liste. Quest'anno diciamo che la provincia di Padova ha dei piccoli comuni al voto perché il comune capoluogo è andato ad elezione l'anno scorso quando è stato riconfermato il sindaco Giordani al primo turno, quindi da Padova quest'anno abbiamo appena 10 comuni che rinnovano le amministrazioni comunali. Comunque vi terremo aggiornati nelle prossime ore. Grazie Valentina Visentino. Ovviamente Padova ha già votato Sergio Giordani e parliamo dei 10 comuni in cui si vota adesso nel Padovano, però appunto abbiamo citato Padova perché è la città del professor Mario Bertolissi, dove ha insegnato per tanti anni. Professore, vorrei farle un'ultima domanda che riguarda la cronaca. C'è l'accampamento, gli accampamenti degli studenti davanti a tante università italiane. Lei come la vede questa protesta? Cosa ne pensa? Penso che le ragioni ci sono tutte, perché non si può non riconoscere che ci sono molte famiglie in difficoltà e che la differenza di possibilità economiche diventa una fonte di discriminazione. E d'altra parte da tempo, come ci dicono coloro che osservano l'andamento della società, l'ascensore sociale che si era attivato a suo tempo si è fermato. Quindi vuol dire che non solo i poveri rimangono più poveri o diventano più poveri e i più ricchi diventano più ricchi, significa anche che tutto questo non riguarda solo l'aspetto puramente economico, ma si trasforma sul piano culturale della formazione professionale che condiziona poi la qualità e lo stile di vita di ciascuno. Bisogna guardare all'intero arco di vita di una persona, quindi si tratta di forme di umiliazione. Dopodiché sono costretto a fare un'altra notazione, perché quando ascolto, non sto parlando degli studenti, qui parlo di coloro che raccolgono le domande degli studenti. A costoro io pongo un quesito, ma prima non ve ne siete mai accorti? Di per sé sui quotidiani si parla da tantissimo delle difficoltà che incontrano delle famiglie. Quanto alla carenza di alloggi, sono anni che si sottolineano questi problemi. Poi comincia l'anno accademico, poi ci si aggiusta e poi tutto finisce nel dimenticatoio. Cioè ho l'impressione, purtroppo, ma questo riguarda sempre la carenza di qualità della politica, che si inseguano le notizie una dopo l'altra e quello che fa scena, fa rumore, fa audience, vogliamo dire così, ma sa, questo audience trasmettono, entrano in un orecchio, escono dall'altro e non si fermano bloccando la memoria. Ho l'impressione che tutto poi si riduca a un gioco. Ecco, e questo è quello che non va, perché si potrebbe allargare la riflessione che lei ha fatto nel momento in cui ha posto il problema, ma che cosa pensa di questi studenti che stanno ponendo un problema, non ce la facciamo. Ecco, che così spesso e volentieri facciano alla fine tante altre questioni. E aggiungo anche un'altra cosa che riguarda la mia esperienza, e poi dovrà chiudere. Sono stato una vita nella scuola di giurisprudenza, che forse capiamo meglio essere la facoltà di giurisprudenza. Non ho mai mancato di sottolineare i difetti, ma questo perché io guardo sempre
alle cose migliori, a quello che si potrebbe fare e non si riesce a fare. Però ho sempre ammirato nei miei colleghi una determinazione che ha riguardato due profili. Primo, la tesi deve essere una tesi, non la tesina, non la combinazione di 4 cose impappocchiate in 10 pagine, deve essere un esercizio importante perché è un'occasione per prepararsi poi alla vita professionale. Secondo, il giorno in cui si discute la tesi e ci si laurea è la festa del laureando, soprattutto è la festa della sua famiglia. E io ho in mente delle scene straordinarie, di cui sono stati protagonisti giovani genitori, c'erano i nonni, ma si capiva che era stato lo sforzo di una comunità che aveva consentito a quel giovane o a quella giovane di laurearsi. E le assicuro che le scene commoventi sono state veramente molte. Ecco perché problemi di questo genere non si possono affrontare buttandola, se lei mi consente, in politica, dove per politica intendo quelle cose prive di senso che spesso sono fatte perché uno parte da uno slogan e finisce in uno slogan, cioè una non soluzione. Professor Bertolessi, grazie infinite. Ricordo ancora il suo ultimo libro, Il mito del buon governo, pubblicato da Iovene, ed è sempre un piacere ascoltarla, è sempre, vuol dire arricchirsi, e continueremo ad abbeverarci alla sua fonte. Professore, grazie. Dico a lei e ai telespettatori, bevete poco, va là, che nessuno ha preso sul serio. Che c'è poca acqua. Grazie professore, a presto. Grazie molte, a presto. Allora adesso tra poco andremo da un altro accademico, il professor Massimo Cacciari, filosofo, ex sindaco di Venezia, però prima sentiamo gli ultimi dati, i dati che riguardano l'affluenza a Treviso, questa volta da Lina Paronetto. Buongiorno direttore, buongiorno ai tuoi telespettatori. Siamo in diretta da Palazzo dei 300, qui alle nostre spalle naturalmente la sala consigliare, ma soprattutto la sala stampa per questo pomeriggio elettorale allestita per la raccolta dei dati. Ricordiamo che Palazzo dei 300 tra l'altro confina muro a muro, parete a parete con la prefettura, dove affluiranno naturalmente i dati. Allora, parlavi di affluenza, avremo il dato definitivo alle 15, non c'è quindi un rilevamento intermedio in questo lunedì. Ricordiamo che 5 anni fa si votava in una sola giornata, quindi il raffronto è un po' complesso, ma tutto fa pensare che l'affluenza risulterà comunque più bassa in questa tornata elettorale rispetto a 5 anni fa. Allora ricordiamo che ieri alle 12 aveva votato poco meno del 13% a Treviso, il 34% alle 19 e il 41,19% alle 23. C'è anche questa seconda giornata, lo abbiamo detto, seggi aperti fino alle 15. Naturalmente non sarà semplice arrivare anche al dato che comunque non era molto alto delle comunali di 5 anni fa, perché si era assestato sul 59,15%, mentre in città Treviso alle politiche, anche questo è un dato su cui riflettere, del 25 settembre si era superati il 70%, eravamo al 71%, quindi c'è un po' da chiedersi se siano le elezioni amministrative che trovano meno attaccamento, anche se una volta si diceva che alle comunali era tutta un'altra cosa, no? Cioè che la gente ci teneva ad andare a esprimersi. Ecco, qui probabilmente saremo di fronte a un risultato in termini di affluenza nettamente inferiore rispetto allo scorso settembre. Naturalmente avete ricordato più volte da studio, direttore, che non si vota solo a Treviso capoluogo, ma in altre 9 comuni della provincia, il maggiore, l'altro sopra i 15.000 abitanti, quindi a rischio ballottaggio è Bedelago, ma poi ci sono anche i casi particolari di Nervesa commissariata e di Arcade, dove si va al voto perché è mancato in corso di mandato il sindaco. Sono 5 i candidati a sindaco di Treviso, quindi in corsa per il capoluogo. Un altro dato che può essere interessante è che su Treviso ci sono 70.698 aventi diritto in questa tornata, che sono
2.000 in più circa rispetto a 5 anni fa, quindi il comune cresce, visto che si parla tanto di decrescita invece dei residenti, erano 68.725 5 anni fa, naturalmente appunto sono cresciuti, distribuiti in 77 seggi e per quanto riguarda i candidati abbiamo detto che sono 5 con 14 liste e un piccolo esercito di 428 candidati consiglieri, quindi vedremo poi come saranno naturalmente distribuiti i consensi. Naturalmente ricordiamo, visto che le urne sono ancora aperte, che c'è il tema della doppia preferenza con distinzione di genere, per cui attenzione anche a come si vota. Io direi, direttore, che finché non avremo l'affluenza delle 15, qualcosa in più di questo faticheremo a dartelo. Noi naturalmente il pomeriggio ci sposteremo poi a urne chiuse nelle sedi dei partiti, che qui a Treviso sono distribuite per lo più in centro e nella prima periferia, e da lì poi cominceremo naturalmente con i primi commenti politici. Insieme a Simone Merlo, che è qui con me, adesso andiamo naturalmente a caccia anche di altri spunti da fornirti e altri appunto spunti di riflessione su cui intanto intavolare già i primi discorsi. Grazie molte Arina Paronetto e Simone Merlo, e andiamo subito dal professor Massimo Cacciari, che dovremmo avere già collegato. Buongiorno professore. Buongiorno direttore. Buongiorno, bentornato professore, grazie molte. Senta, ovviamente oggi inizieremo alle 15 lo speciale elettorale, non possiamo, perché sono in corso le votazioni, parlare nel merito, però volevo porle alcune questioni che poi hanno ovviamente delle ricadute anche sul voto, su quello che la gente sta vivendo in questo momento. Una di queste è quella della guerra. Zelensky sta facendo il giro d'Europa, oggi inaspettatamente è andato a Londra, è stato prima a Roma, poi in Germania, adesso è andato a Londra. Londra promette tra l'altro di mandare missili a lungo raggio a Kiev, Mosca risponde in maniera molto dura, l'escalation quindi continua. Il titolo che ho fatto è "Chi riuscirà a evitare una catastrofe", che non riguarda le elezioni politiche, ma riguarda appunto il conflitto in corso. C'è stato ovviamente l'intervento del Papa. Lei crede che il Vaticano, la Chiesa, il Pontefice possano in qualche modo aprire uno spiraglio in questa terribile vicenda? C'è ovviamente da sperarlo, ma pare da tutti i segnali che abbiamo che vi sia una ferma decisione nel continuare il conflitto. Ora è evidente che l'Ucraina va appoggiata e va difesa, ma potrebbe anche, ragionando, pensarsi che la si difende evitando le ulteriori massacri, evitando le ulteriori distruzioni, e non si capisce perché in questo caso non si ricorra ad uno strumento che è del diritto internazionale, che è acquisito ormai nel diritto internazionale e che è stato usato in molte altre occasioni, e cioè un intervento di interposizione che almeno garantisca una tregua, un cessate il fuoco, una sorta di armistizio anche per ragioni umanitarie, e per vedere se è possibile aprire una seria trattativa. Questo è stato fatto nel Libano, è stato fatto nelle tragedie della ex Jugoslavia. Si tratta appunto di interventi di interposizione, come si dice tecnicamente. Si manda una forza delle Nazioni Unite a mettersi in mezzo, a interporsi tra i guerrieri, e per vedere se è possibile appunto almeno un cessate il fuoco. Al di là di questo, che è un intervento così di pura emergenza, non si capisce quali siano le strategie di carattere politico-economico che accompagnano la guerra, perché veda, anche durante la Seconda Guerra Mondiale
si è trattato, ormai si sa, è storia, si è trattato fino all'ultimo anno di guerra, laddove tutto era diventato totalmente ormai impossibile, chiaramente, ma si trattava. Ci furono episodi anche ormai passati quasi nel leggendario, no? Di gerarchi nazisti che cercavano di vedere se era possibile giungere a evitare ulteriori massacri. Cioè, mi chiedo quali sono le iniziative politiche che accompagnano questa guerra. L'Europa, il nostro paese, gli Stati Uniti fanno qualcosa, la Russia fanno qualcosa per giungere a un cessate il fuoco? Ci sono tavole in cui si parlano costoro o parlano esclusivamente le armi, i missili, i droni? Perché una cosa di questo genere francamente non si è mai vista. Qualsiasi guerra è sempre stata accompagnata da trattative diplomatiche e politiche. E mi chiedo appunto se non dovremmo noi cittadini, che paghiamo anche noi, non certo come gli ucraini per carità, ma paghiamo anche noi questa guerra, no? Inflazione eccetera eccetera, la stiamo pagando, noi italiani in particolare. Non dovremmo essere informati se il nostro paese, se il nostro governo hanno anche qualche idea di come giungere alla pace, o l'unica idea che hanno è giungere alla pace, non so, sconfiggendo sul campo la Russia? Pensiamo che sia realistica una prospettiva di questo genere, che si giunga a un punto in cui la Russia si arrende in modo incondizionato? Pensiamo realistica una prospettiva di questo genere? E se non la pensiamo realistica, e credo che qualunque persona dotata di senno non può pensarla realistica una cosa di questo genere, se non attraverso un'assoluta catastrofe generale, che cosa stiamo facendo? Perché non proponiamo almeno quell'intervento di interposizione, tante volte sperimentato, anche qualche volta con relativo successo? Perché questo assoluto silenzio su ogni iniziativa diplomatico-politica? Non ce la dicono? Ed è già grave, non c'è ed è gravissimo. Ecco, professore, è tutta una girandola in effetti per ora di visite, la von der Leyen che va a Kiev, è andata anche la Meloni, poi è anche abbastanza unico il caso di un presidente sotto attacco che riesce comunque a spostarsi, cioè a evitare ritorsioni, rappresaglie, perché ricordiamo che all'inizio Mosca aveva detto che il bersaglio era proprio Zelensky. E poi altre notizie che non è chiaro capire, per esempio il capo della Wagner, Prigozhin, che annuncia che i russi sono in ritirata, ma come lei diceva è difficile pensare che l'Ucraina possa battere sul piano militare una potenza come quella di Mosca. Beh, potrebbe essere anche che i vertici del Cremlino, per carità, da augurarselo a questo punto, si ritirino, ma da dove? Dalla Crimea? Difficile, anche perché in Crimea, forse come sappiamo, il 90% e passa è russofono ed è assolutamente d'accordo nel far parte della Federazione Russa. Forse la situazione è più complessa nel Donbass, in altre regioni, ma nella Crimea è chiara come il sole. E allora, ritirarsi da dove? Cioè, non certo dalla Crimea. L'Ucraina intende arrivare fino a dove? Ammettiamo che sia in controffensiva. Questa controffensiva si arresta dove? È difficile capirlo, insomma, dipenderà molto anche da come si evolvono le questioni interne alla politica russa, chiaramente. Bisognerebbe saperne di più. Siamo all'oscuro di fatto, insomma, chiacchiere così, ma siamo all'oscuro di fatto di come si stiano evolvendo le cose all'interno dell'establishment russo. Se davvero stiano prevalendo istanze che conducono alla guerra
senza se e senza ma, fino a una vittoria finale, che anche lì non si capisce quale possa essere la vittoria finale, perché appunto cosa pensano questi eventuali estremisti da parte russa? Di poter arrivare a Kiev senza passare attraverso una guerra mondiale? Sognano, è chiaro. Cioè, ma nello stesso tempo gli altri cosa pensano? Di poter arrivare a Mosca? Non so. Cioè, è chiaro che bisogna far cessare il fuoco. È chiaro che bisogna far cessare il fuoco e metterli intorno a un tavolo riprendendo il filo della matassa. Il filo della matassa erano i famosi accordi di Minsk, era lì, prima che il governo ucraino cadesse in mano di qualcuno e prima che la Russia decidesse questa sciagurata azione militare diretta non tanto nel Donbass quanto addirittura sulla strada di Kiev. Bisognerebbe riprendere il filo della matassa da lì, che si stabilivano alcune cose, almeno una trattativa per quanto riguarda la sistemazione della Crimea e del Donbass, delle zone diciamo a maggioranza russofona, che vanno risolte anche in base ad un principio sul quale ci siamo sempre riempiti la bocca invano, cioè un principio di autodeterminazione dei popoli. Ma viva Dio! Queste nazioni che sono state incapsulate all'interno dell'Ucraina potranno dire la loro oppure no? Insomma, cioè, potranno avere un'espressione oppure no? Come ci siamo comportati noi nei confronti dei sudtirolesi? Scusi, cioè, non lo so, insomma. Cioè, esiste o non esiste un principio di autodeterminazione tra i principi dell'ONU? E che ovviamente senza ledere la sovranità degli stati, ma ci sono tanti modi di mettersi d'accordo. Un esempio molto buono di un accordo appunto tra nazioni diverse, con lingue diverse eccetera, è stato quello in Italia tra noi e i sudtirolesi. Non è che lì ci fosse una situazione sciagurata come quella che intercorre tra Ucraina e Russia, che è tutta una storia che non possiamo qui nemmeno sognarci di ripercorrere, ma tuttavia anche lì le tensioni c'erano. Non so se ci ricordiamo negli anni 60-70 gli attentati alle caserme degli Alpini. Cioè, quindi quando ci troviamo di fronte a situazioni di questo genere bisogna ragionare, bisogna rendersi conto delle ragioni di queste nazioni. Ma cosa ci sta a fare l'ONU? Cosa ci sta a fare l'ONU? Se non affrontare queste questioni sulla base di ragionevolezza e di certi principi che sono propri dei cosiddetti diritti umani. Tutte cose di cui ci riempiamo la bocca e che poi non seguiamo per nulla. Professore, la interrompo pochi minuti perché abbiamo i collegamenti con gli inviati nelle province che ci danno i dati dell'affluenza. Qui siamo nell'Alto Vicentino, a Marostica, nel Bassanese. Sentiamo cosa ci dice Vanessa Banzatto. A te la linea, Vanessa. Sì, direttore. Allora ci troviamo per l'esattezza a Rossano Veneto, che è uno degli altri 4 comuni del Bassanese appunto coinvolti in queste elezioni amministrative. 6 i seggi che sono stati allestiti, 2 ricordiamo ancora una volta i candidati sindaci, ovvero Marco Zonta per la lista Zonta Sindaco per la continuità e Davide Berton della lista Prima Rossano. Assieme a me c'è la vicepresidente di uno dei 6 seggi, Giulia Di Pietrantonio. Si è bloccato il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Collegamento da Rossano Veneto con Vanessa Banzatto. Rossano Veneto è il paese del sindaco uscente Morena Martini. Riusciamo a ripristinarlo? Se no torniamo dal professor Cacciari subito. Professore, ecco un altro fatto importante oggi per quanto riguarda la politica estera sono le elezioni presidenziali in Turchia, no? Sembrava favorito l'avversario di Erdogan, un avversario che propone una svolta moderata, però andranno al ballottaggio insomma in genere c'è da pensare che quando un dittatore, diciamo, come Erdogan va al ballottaggio, poi trova il modo di imporre la sua legge. Cosa ne pensa? Sono perfettamente d'accordo. Per affermarsi avrebbe dovuto avere un successo clamoroso, un avversario di Erdogan, è chiaro.
anche per evitare colpi da parte del grande capo. Al ballottaggio mi pare che il risultato sia facilmente prevedibile. D'altra parte Erdogan svolge un ruolo sempre più importante a livello di politica internazionale, l'ha svolto nella grande crisi medio orientale e lo sta svolgendo ora. Non c'è dubbio che tra le potenze che potrebbero avere maggiore influenza nel giungere al famoso cessate il fuoco, non mi spingo oltre, mi limiterei a questo, perché se non si passa attraverso questa porta stretta non si va poi da nessuna parte, ci sia proprio Erdogan. Credo che le uniche potenze che potrebbero operare come mediatori a questo punto sono la Turchia e la Cina. E perché no? Certo, lei prima chiedeva, il Vaticano, certo il Vaticano, ma per poter operare concretamente dovrebbe esporsi molto il Vaticano, insomma, su una questione di grande strategico, immenso rilievo politico come quella del conflitto tra Stati Uniti e Russia, perché di questo parliamo oggi, sia chiaro, NATO sono gli Stati Uniti, nient'altro che gli Stati Uniti e la Russia dall'altra parte. Come fa il Vaticano a intervenire su una materia di questo genere? In modo diretto, preciso e determinante. Certamente. Professore, torniamo un attimo a Rossano Veneto e poi vorrei chiederle la paura dell'Europa, di molta parte dell'Europa, di un ingresso di una Turchia ancora in mano a Erdogan, che peraltro ha cavato molte castagne dal fuoco quando si è occupato e si occupa tuttora di milioni di migranti, ovviamente dietro pagamento da parte dell'Unione Europea. Sentiamo allora, torniamo da Vanessa Banzatto, Rossano Veneto, dici. Rieccoci qua a Rossano Veneto, ci troviamo all'interno di uno dei 6 seggi, sono assieme alla vicepresidente del seggio Giulia Di Pietrantonio. Vogliamo commentare una realtà che si sta verificando un po' in tutto il Veneto, ovvero la scarsa affluenza alle urne, perché attorno alle 14 qui a Rossano si è registrato il 55% dei votanti, pari a 3.639 persone che si sono recati alle urne. Vicepresidente, a cosa si può imputare questo fatto che avete riscontrato proprio in questi 2 giorni? Ma abbiamo riscontrato che c'è una scarsa affluenza di votanti giovani. Non sappiamo spiegarcelo, la motivazione possono essere molte queste motivazioni, però sinceramente c'è un assenteismo elevato, molto importante per un paese come Rossano Veneto. Siamo un po' amareggiati per questo, veramente. Ricordiamo i 2 candidati qui a Rossano Veneto, Marco Zonta per la lista Zonta Sindaco per la continuità e Davide Berton per la lista Prima Rossano. Si parlava appunto di questa differenza di voti, perché soltanto 5 anni fa, alle 23 della domenica, si era registrato un 58-81%. Certo, sì, era molto importante, come sarebbe stato importante che fossero venuti molte persone in più, insomma, che fossero venuti anche specialmente i giovani, perché i giovani sono la continuità del paese. Certo. Facciamo leva su di loro, eppure non lo so, non sappiamo spiegarci questo motivo di assenteismo dei giovani. C'è chi ha detto magari poteva essere che tanti sono andati e hanno voluto partecipare alla dunata alpina di Udine, però dice non è questo il motivo. No, non è questo perché abbiamo visto da stamattina c'è stata pochissima affluenza, proprio abbiamo avuto un 1% di votanti questa mattina, e dalle 7 di questa mattina fino alle 2:20 è molto scarsa, molto scarsa. Bene Vanessa. Un altro dato che abbiamo proprio fresco è a 9, ti dico solo il 54% dei votanti. Grazie molte, grazie Vanessa, grazie molte, a più tardi. Dobbiamo andare in pubblicità 1 minuto e poi torniamo al professor
al professor Massimo Cacciari. Di nuovo in diretta con Focus, il professor Massimo Cacciari. Professore, dicevamo di Erdogan che tiene un po' in scacco l'Europa con l'arma dei migranti. Beh, insomma, tiene più che tenere in scacco l'Europa, tiene in qualche lager pagato da noi migliaia di povere persone. E vabbè, però ci è utile, diciamo così, cinicamente, come ci sono utili i lager in Libia, tutte manifestazioni vergognose della impotenza politica europea ad affrontare in modo decoroso una questione epocale come quella della migrazione di massa dei paesi più poveri a quelli una volta affluenti. Dopodiché Erdogan, ripeto, la Turchia è forse uno degli, anzi senza forse, mi pare il terzo o quarto esercito più potente al mondo, parte integrante della NATO, e perché allora non dovrebbe poter entrare in Europa? Mi dica lei la logica. Abbiamo fatto esami di democrazia agli Orban, agli altri, siamo andati a vedere che cosa. No, capisco di essere paradossale, ma insomma qualche volta bisogna anche mettere il dito dove il dente duole, no? E non fingere di essere in buona salute. Certo. Non lo so, insomma, per quale motivo questa Europa che si accinge ad accogliere governi dentro i quali, senza batter ciglio, cosa chiede a Zelensky prima di entrare in Europa? Io sono d'accordo che l'Ucraina entri in Europa, ma dico cosa gli chiediamo? Di epurare dal suo governo un po' di nazisti dichiarati che ci sono dentro? Gli chiediamo questo? Non mi risulta. E allora cosa facciamo? Gli esami di democrazia a Erdogan, a cui chiediamo di tenerci migranti, che è dentro la NATO, eccetera, eccetera, per entrare in Europa? Dopodiché si chiede la carta d'identità. Il centrodestra accampa la questione dello scontro culturale, no? Certo, la centrodestra, il discorso, ci sono delle cose fisse della politica e della cultura della destra, tra cui l'elemento identitario. Se gli togli quello, veramente togli qualsiasi anche orpello ideologico a questa povera destra. È chiaro che qualche suo, tra virgolette, valori, che per me sono completamente disvalori, ma questo non cambia niente, lo potrà pure avere anche lei, no? Non lo so. Ci riempiamo tutti la bocca di valori, la destra da sempre è destra da De Maistre, dai controrivoluzionari francesi tra 700 e 800, da Chateaubriand, la destra ha questa fisima identitaria, va bene? Quindi ce l'ha e che se la tenga, cavoli suoi. E allora? Non lo so, certo. Sì, no, è così, professore, il problema è che evidentemente, se adesso non possiamo andare oltre perché siamo sotto elezione, però ci torneremo, professor Cacciari, perché lei, come sempre, ha toccato dei punti nevralgici e molto, molto importanti. Professore, la ringrazio davvero molto per essere stato con noi. Grazie. Buona giornata, direttore. Grazie, buon lavoro. Grazie tante. Adesso dovremo avere un altro break. Diamo la pubblicità e poi dovremo andare a Vicenza, mi sembra, se non ricordo male, da Sharon Di Carlo. Ci vediamo tra pochissimo.